io con Gaetano. Esatto, ti volevo dare la parola, ma Grazie. Sabrina, parti direttamente. Sicuramente tanti ci ascolteranno da caso in registrazione. Buongiorno ancora a tutti, Sabrina, padrona di casa, grazie per aver organizzato questo evento. Perché? Grazie a tutti. Sì, siamo qui oggi. Innanzitutto vi ringrazio tutti e tutte per la presenza, per questo importante confronto su un tema molto importante, e non sto esagerando perché trattiamo oggi un tema strategico quale è quello dell'idroelettrico. E quindi sono io veramente che ringrazio per la presenza di importantissimi relatori, numerosi e importanti relatori che sapranno dare veramente un contributo prezioso a questo dibattito. Non esagero perché parliamo di professionisti, amministratori, esperti che da anni hanno lavorato, lavorano con competenza e devo dire con passione su questo tema, contribuendo a tenere accesi i riflettori su un nodo cruciale per il nostro Paese, ossia la sostenibilità e la giusta redistribuzione delle risorse idriche, in particolare quando queste vengono utilizzate per la produzione di energia. I nostri relatori poi insomma saranno ben presentati dal nostro moderatore d'eccezione, che io ringrazio sentitamente, il nostro europarlamentare Gaetano Pedulla, che veramente la sua competenza, la sua professionalità, la sua esperienza darà sicuramente un prezioso contributo a questo confronto. Vi racconto come è nato, no, questo incontro. Da un mio intervento in aula, quando abbiamo trattato le concessioni idroelettriche, io ho portato il caso Sardegna, devo dire un caso emblematico, e poi qui abbiamo la Sardegna rappresentata dal dottor Ferreri che ci spiegherà meglio. E da quel dibattito insomma mi sono arrivate, devo dire, numerose sollecitazioni da chi vive sulla propria pelle questo problema. Quindi ci siamo organizzati, non è stato facile trovare lo spazio in un tempo vicino a quell'aula, a quel dibattito, però non ci siamo arresi. Poi abbiamo l'ingegner Roppolo che insomma è un vero combattente, non ci siamo arresi e finalmente oggi siamo qua e sono davvero felice. Siamo qua di fronte a un paradosso. L'acqua è un bene comune, ma il suo sfruttamento industriale è concentrato nelle mani di pochi grandi player. L'Europa chiede da tempo la messa a gara delle concessioni scadute, ma noi, insomma, uso noi perché in quanto italiani facciamo quasi finta di niente, con nonchalance, con molta disinvoltura si accumulano ritardi che invece non ci sono in quelle che sono le ricadute economiche, ambientali, occupazionali sui territori. Non c'è un adeguato ritorno sul territorio. Ora, io, come dicevo prima, sono tanti i nostri ospiti, insomma, le cose che verranno dette saranno tutte importanti e voglio lasciare loro lo spazio adeguato. Purtroppo i lavori di commissione, i lavori d'aula non mi consentiranno di rimanere qui in maniera continuativa, però sfrutterò ogni possibilità per tornare e comunque lo ricordo, siamo in diretta sulla web TV del Senato, avremo il link della registrazione a disposizione e quindi sarà mia premura rivedere tutto il convegno. L'auspicio, ma non c'è bisogno di sperare, ne sono praticamente certa, è che da questo confronto nascano delle proposte concrete, condivise, che porteremo insieme avanti, tutti insieme. Quindi io vi auguro davvero buon lavoro, buon convegno, a dopo. Grazie. Gaetano. Grazie alla senatrice Licheri per essersi fatta promotrice di questa iniziativa, che è un'iniziativa che vede una quantità enorme di morti e feriti. I feriti sono certamente le nostre imprese. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea Generale di Confindustria ha parlato del grave problema dell'energia, accorgendosi di una situazione che perdura ormai da diversi anni e che sta mettendo in una difficoltà gigantesca
produttività, la competitività non solo in Italia ma in tutta Europa. Ma i morti in questa situazione sono le famiglie, sono le persone comuni che si trovano a pagare bollette assolutamente fuori portata in un contesto generale dell'economia che vede non solo la produzione industriale, tutti i parametri industriali ed economici in rallentamento, ma vede proprio una difficoltà assoluta di un numero crescente di persone. L'Istat ci dice che abbiamo 6 milioni di persone in povertà assoluta, c'è una difficoltà gigantesca a far fronte agli impegni minimi delle famiglie e la bolletta è in questo momento uno degli incubi degli italiani. Come si risolve questo problema? È stato interessante accorgersi ieri che dal Presidente del Consiglio parte l'indicazione di fare una ricerca per capire se possono esserci, li ha definiti delle ignobili o qualcosa del genere, speculazioni. Oh santo cielo, Meloni, svegliati, sono 3 anni quasi che stai al governo e non ti sei accorta che ci sono le imprese del settore che in questi anni hanno sempre presentato bilanci in crescita con utili stratosferici, mentre si impoverivano gli italiani? I player dell'energia continuavano a macinare utili e quando alcune forze politiche, poche, una me ne viene in mente, il Movimento 5 Stelle, perché di altre si fa un leggero brusio e basta così, hanno chiesto di tassare gli extra profitti anche del settore delle grandi imprese del settore energetico, che cosa abbiamo sentito? Zero da parte del governo. E la situazione tende a peggiorare per motivi di convenienza geopolitica, per ragioni inconfessabili. Sentire l'amministratore delegato dell'ENI, Descalzi, dire esattamente all'unisono con la Presidente della Commissione europea von der Leyen che se anche domani mattina arrivasse la pace tra Ucraina e Russia non compreremo mai più il gas russo, significa, come dire, dare per certo che noi continueremo a comprare il gas americano annacquato, estratto col fracking, un sistema ambientalmente insostenibile, quindi poco efficace, che costa 4, 5, 6 volte di più del gas che si può reperire in altro modo, che va gassificato, consolidato e liquefatto, quindi anche con un costo ambientale ulteriore e rischi per la sicurezza e la salute. Questo è lo scenario che abbiamo al momento davanti e che rende, come dire, il tema dell'energia non solo drammatico, ma anche in prospettiva non risolvibile. In questo contesto i player, cioè i gruppi che fanno affari d'oro con l'energia mentre le famiglie e le imprese si suicidano, con situazioni paradossali. In Confindustria in questo momento stanno litigando i gruppi che aderiscono a Confindustria dell'energia con le imprese che acquistano quell'energia a prezzi troppo alti e si lamentano quindi di non poter sviluppare le loro attività. Quindi all'interno delle stesse grandi associazioni di rappresentanza emergono questi conflitti e in questa situazione i player esercitano la loro rendita di posizione con un governo che di fronte alle corporazioni non ha mai il coraggio di dire una parola. L'abbiamo visto in modo plastico con la vicenda balneari, no? Che è diventata emblematica in Europa, forse nel mondo, ma lo vediamo in concreto con tutte le altre categorie portatrici di grandi interessi. Il giorno che io ero all'epoca direttore di giornale e arrivò la comunicazione che la Presidenza del Consiglio organizzava una conferenza all'ultimo momento, un pomeriggio. Se la Presidenza del Consiglio chiama all'ultimo momento deve essere successo qualcosa di importante. Ecco, Meloni annunciava la decisione di tassare gli extra profitti delle banche. Avete visto quanto è durato quel provvedimento? La mattina alle 8 Marina Berlusconi con i giornalisti preparati di fronte alla sua auto dichiara che non è possibile perché loro hanno una banca. Risultato, nessuno ha pagato un centesimo di extra profitti delle banche, nemmeno lo Stato stesso che all'epoca deteneva tramite il MEF il 64% di Monte Paschi di Siena. Dunque, di fronte alle corporazioni, quelle che contano, che siano delle armi, che siano
delle assicurazioni, che siano della finanza, che siano dell'energia, questo governo si abbassa, si genuflette e nulla accade. Quindi qual è la richiesta che arriva in questo momento forte dal mondo dell'energia? È quella di un obbrobrio dal punto di vista del mercato. E il fatto che lo diciamo noi del Movimento 5 Stelle, indicati come brutti statalisti, nemici delle imprese, lascia davvero riflettere, perché la richiesta che arriva di prorogare le concessioni dell'idroelettrico è una richiesta che, come dire, annichilisce le regole fondamentali del mercato, e cioè che nel mercato si sviluppi una concorrenza, si sviluppi la possibilità di dare a chi è più capace, a chi dà più ritorno in termini di remunerazione per il concessionario, per il concedente, quindi piuttosto che per le comunità locali. Questa possibilità viene in questo momento sacrificata. In nome di cosa? Ecco, l'alibi è quello di non fare le concessioni per l'idroelettrico perché arriverebbe lo straniero. E se arriva lo straniero perdiamo un asset fondamentale per lo Stato. Premesso che vorrei capire chi è straniero. Io ho presentato un'interrogazione parlamentare alla quale ancora la Commissione europea non mi risponde rispetto all'utilizzo del Golden Power sull'OPS, cioè l'offerta pubblica di scambio presentata da Unicredit su Banco BPM. Il governo ha esercitato il Golden Power sostenendo che Unicredit, sede legale Piazza Gaia Aulenti a Milano, è una banca straniera perché partecipata da fondi esteri, e su questo non c'è dubbio. Dopodiché io mi domando: ma quali sono gli azionisti di Enel? Quali sono gli azionisti di Eni? Quanta percentuale c'è di italianità nel bilancio di molte utility e multi-utility nazionali, dove c'è di tutto, dai grandi fondi finanziari internazionali a fondi sovrani di paesi che vanno dalla Cina all'Arabia? Il tema è: vogliamo, come dire, nasconderci dietro un dito e riconoscere che in questo momento stiamo ritornando a un dirigismo economico insopportabile, insostenibile e dannoso per qualunque sistema economico e per quello italiano in particolare, a vantaggio di chi? Dei soliti noti. Dei soliti noti. Questa è la situazione che sta avvenendo in questo momento e che come Movimento 5 Stelle in solitudine stiamo denunciando di fronte all'incapacità anche di gran parte del fronte delle opposizioni A, di comprendere il problema, e B, di sposarlo questo problema, perché evidentemente il sistema lobbistico fortissimo di questi grandi gruppi arriva ovunque, arriva anche lì dove non si sospetta. Allora, io ho fatto una breve premessa perché il tema è complesso e facendo parte della Commissione ITRE del Parlamento europeo è un tema del quale mi occupo, e mi occupo vedendoli in faccia i lobbisti che vengono a Bruxelles a chiederci di come dire, prorogare questo sistema. Vedete, fare le gare significa mettere, come dire, le aziende che concorreranno all'utilizzo dei bacini e all'utilizzo dell'idroelettrico di fronte a una serie di situazioni. La prima, garantire maggiori ritorni alle comunità locali. Ezio, il problema è questo: oggi ci sono territori attraversati da corsi di acqua che non beneficiano praticamente per nulla di questa ricchezza naturale. Per di più, gli attuali concessionari, con proroghe scadute da ormai moltissimi anni, perché non è un tema di ieri, non fanno un cavolo dal punto di vista della sicurezza. Ci dicono: siccome la concessione è scaduta e non so se ne avrò in futuro ancora la disponibilità e le competenze, io non le faccio le opere di bonifica, non metto in sicurezza i fiumi e i loro corsi, aspetto che qualcuno me lo ordini. Risultato: stiamo creando delle bombe in alcune regioni, soprattutto del nord, ma non solo del nord Italia. E abbiamo soprattutto un termine, cioè l'energia in questa maniera continua a non portare benefici, facendo le gare, quindi dando allo Stato maggiori introiti, benefici alla collettività.
perché è solo avendo più risorse che lo Stato può generare misure per ridurre in momenti di particolare tensione del mercato elettrico, può mettere, come dire, può creare delle compensazioni per famiglie e imprese. Questo è lo scenario attuale, che si risolve solo in un modo, dando seguito alle norme e soprattutto non andandoci a schiantare come sta provando a fare, come sta rischiando di fare questo governo. Vedete, la terza rata del PNRR, incassato ormai più di un anno fa, prevedeva 18 miliardi, prevedeva che, perché si è fatto il PNRR? Perché l'Europa ci dà delle risorse in cambio di riforme. Siccome la riforma proprio rispetto anche alle concessioni elettriche, idroelettriche, non erano state fatte, quindi condizionato a questa riforma abbiamo ricevuto un pacco di miliardi. Ecco, se noi queste gare non le facciamo, questi miliardi dovremo restituirli. Lucro cessante e danno emergente, non solo priveremo lo Stato della possibilità di guadagnare un po' di più e gli enti locali, i comuni, le regioni attraversate dai corsi d'acqua di guadagnare un po' di più, ma dovremo pure restituire a Bruxelles parte dei soldi che abbiamo già incassato. Questo è lo scenario e allora di questa situazione adesso chiamiamo un po' a discuterne, ognuno per la propria parte, tutti gli attori che contribuiscono e sono coinvolti nella vicenda. Io partirei da Ezio Roppolo, che è consulente aziendale e formatore, rappresentante dell'associazione locale per l'acqua e l'idroelettrico di Aosta. Aosta, con le sue bellissime montagne, i suoi bellissimi corsi, è, come dire, una di quelle regioni emblematiche di quanto occorrerebbe fare di più e occorrerebbe fare subito per migliorare la situazione e fare anche dal punto di vista a cui ho accennato prima della sicurezza. Ezio, a te. Grazie mille, Ezio Roppolo. Va bene, mi si sente bene? Sì. No. Ma voi sederti? Come formatore sono abituato a stare in piedi di fronte al mio pubblico, quindi cercherò questa volta invece di fare il relatore soltanto. Allora, anch'io devo ringraziare tutti, sia gli organizzatori dal punto di vista tecnico che da quello di vista invece politico. Devo ringraziare i miei correlatori, devo ringraziare soprattutto il pubblico presente e anche quello che sarà presente più avanti. L'ho fatto io a nome di tutti i relatori, così poi stringiamo dopo. Ringrazio anche l'onorevole Pedulla, di cui apprezzo in modo non solo la competenza ma la passione che mette nelle sue presentazioni e nelle sue elocuzioni. Allora, io cercherò di essere un attimino più politicamente imparziale, però tecnico ed economico, che è, come dire, la mia vita professionale precedente. Allora, parliamo innanzitutto della storia. Perché della storia in un argomento tecnico-economico? Beh, perché l'andamento temporale, cioè la storia, è non solo maestra di vita, ma è esplicativa di quello che sta succedendo e anche di quello che potrà succedere. Allora, quando nasce l'idroelettrico? Beh, nasce da migliaia di anni di sfruttamento della forza dell'energia posseduta dall'acqua che cade dall'alto in modo del tutto naturale. Ma è solo a fine Ottocento che si coacervano i fattori fondamentali necessari per passare all'idroelettrico, quello che oggi chiamiamo idroelettrico, che è lo sfruttamento industriale appunto dell'energia dell'acqua che scende dall'alto. Allora furono Edison e Westinghouse i primi grandi innovatori a produrre questo risultato. Ovviamente tra i fattori determinanti ci fu anche la disponibilità di capitale, oltre che la conoscenza scientifica e quella tecnologica.
e diciamo, la disponibilità della società ad accettare questa innovazione. Questa fu l'innovazione radicale che diede luogo poi a tutto lo sviluppo che ancora oggi vediamo del mondo dell'idroelettrico. Ma dal punto di vista tecnologico, alla fine, ci fu soltanto un'altra grande innovazione veramente significativa, che fu 20 anni dopo, cioè all'inizio del 1900, Nikola Tesla, quello originale, che portò diciamo, la generazione di energia elettrica dalla trasformazione precedente di energia dell'acqua in energia meccanica. L'energia elettrica veniva generata non più in corrente continua ma in corrente alternata. Ancora oggi nelle nostre case abbiamo la corrente alternata e non quella continua. Allora cosa successe dopo per un secolo? Beh, dopo per molto meno di un secolo si migliorò l'efficienza e si andò verso dimensioni degli impianti da un lato sempre più grandi, dall'altro sempre più piccoli. Le dimensioni non solo tecniche ma anche ovviamente economiche. Allora, queste due fondamentalmente sono le cose basilari per capire la situazione attuale dell'idroelettrico. Perché? Ma perché l'efficienza, un'efficienza straordinaria che nessuna altra fonte di energia ha, è migliorata fino a superare il 90%, cioè dall'energia dell'acqua si ottiene energia elettrica con un rendimento, tutto passa attraverso un rendimento di più del 90%. Quindi dall'efficienza derivano due cose: la redditività economica, oltre che quella tecnica evidentemente, e anche diciamo un vantaggio competitivo dell'idroelettrico rispetto a tutte le altre fonti energetiche, non in termini di costi in assoluto, perché le altre rinnovabili costano un pochino meno, cioè la generazione di 1 megawatt di energia eolica o di energia fotovoltaica costa meno ancora dell'idroelettrico. Dall'altro lato però l'idroelettrico costa molto meno dell'energia prodotta da fonti fossili, la quale a sua volta costa molto meno dell'energia prodotta attraverso il nucleare. E non si sa se la fusione è ancora molto lontana, a quanto pare. La fissione di nuova generazione è altrettanto lontana, ma visti i precedenti non è detto che ci sia una minima riduzione di costi quando funzionerà tecnicamente, il che equivale a dire che è una pura illusione pensare che l'energia nucleare farà abbassare i costi delle bollette. Torniamo a noi. Cosa significa efficienza, quindi redditività? È che il business dell'idroelettrico, nella mia esperienza, è il business più fantastico che abbia mai visto in 40 anni di consulenza. Perché? Ma perché condotto in maniera appena rigorosa dal punto di vista tecnico, condotto quindi manutenzione, quindi sicurezza, il suo rischio è praticamente nullo. Tant'è vero che, altra cosa che non ho mai visto in tutta la mia vita professionale, è che le banche ti finanziano al 100% un investimento in idroelettrico, il che equivale a dire che l'imprenditore non è un imprenditore perché non corre rischi. Detto questo, è una assunzione un po' forte questa, però è tecnicamente corretta. Detto questo, parliamo un po' di numeri. Perché? Ma perché è importante dire che il rendimento dell'idroelettrico, parliamo dell'Italia quantomeno, è tale per cui un investimento qualsiasi, ad eccezione di abbattere e ricostruire una diga, ha un ritorno in 4, massimo 5 anni. E questa non è un'invenzione mia, ma è uno studio mio, perché ho studiato i bilanci di 20 anni di una società pubblica, quindi con una gestione moderatamente efficiente, diciamo così,
ha ottenuto questi risultati in tempi non sospetti, cioè dal 2000 al 2020, cioè prima di avere vinto alla lotteria, perché i rendimenti stratosferici significa avere vinto alla lotteria, non aver fatto assolutamente niente dal punto di vista imprenditoriale o manageriale per meritarselo, e neanche competitivo, evidentemente. Quindi lasciamo perdere gli ultimi 4-5 anni, ma nei 20 anni precedenti, siccità, piovosità, alti prezzi dell'energia, bassi prezzi dell'energia, alla fine della fiera il ritorno dell'investimento è in 4-5 anni, il che equivale a dire che il rendimento è appunto talmente fantastico che qualunque investitore, non imprenditore, straniero, può venire qua e comprarsi delle società che sono quotate in borsa. Ma questo ne parliamo poi tra un attimo ancora. Allora, parliamo invece della diffusione dell'idroelettrico nel mondo. Beh, ovviamente hanno cominciato gli americani e quindi sono stati i primi ad avere sul terreno oltre 75.000 dighe. Ora stanno un po' tornando indietro perché hanno capito che di costruire come si costruiva fino a 50 o 30 anni fa, devasta il territorio, perché è vero, come in tutte le cose, che ogni medaglia ha il suo rovescio. Quindi è vero che l'idroelettrico ha un rendimento stratosfericamente buono, è vero che l'idroelettrico non inquina, ma è altrettanto vero che quando l'impianto devasta i territori, devasta le popolazioni. Non è un caso che quando arrivano gli imprenditori stranieri in Amazzonia prendono le popolazioni, le sbattono da un'altra parte e poi le abbandonano alla faccia dei promessi ristori economici, che comunque sarebbero il pesce e non l'imparare a pescare. Vorrei parlare poi dell'Europa, dove si è diffuso ovviamente subito a ruota. In Europa la situazione, non è che c'è da raccontare niente di diverso dal punto di vista tecnico, c'è qualcosa di diverso dal punto di vista economico in generale, economico-sociale, perché come anche in Italia per molti anni ci sono stati monopoli o comunque operatori pubblici. Quindi è normale che altrove, tipo in Norvegia, che è il primo produttore europeo di elettricità, di idroelettricità, le concessioni possono essere di durata secolare. Nell'altro caso, quando abbiamo 4-5 anni di tempo di ritorno degli investimenti, parlare di durata delle concessioni superiori a 10 anni significa un regalo, un fantastico regalo. E allora perché parliamo di 50 anni? Non ha alcun senso economico. Poi, naturalmente, qualcun altro potrà dire diversamente, ma la realtà quella è. Naturalmente, andando a parlare di impianti sempre più grandi, non possiamo non pensare ai paesi in via di sviluppo. Impianti sempre più grandi vuol dire devastazioni sempre più grandi. Per esempio la diga delle Tre Gole in Cina, la più grande del mondo, porta un'enorme massa di acqua ad altezza, a quota, sul livello del mare talmente alta che pare abbia influenza sulla durata della giornata terrestre. Quindi credo che qualche impatto in generale lo porti. In Indocina c'è l'esempio del Mekong, del fiume Mekong, su cui c'è una storiografia che la mia generazione conosce bene. Il risultato di aver impiantato scriteriatamente l'idroelettrico è 500 chilometri di mare che rientra nel fiume, impossibilità di lavorare. Allora, adesso parliamo velocemente, poi chiudo, del mercato italiano. Allora, cosa succede sul mercato italiano? Succede che nel 99 l'onorevole Bersani ha fatto le liberalizzazioni e non le ha fatte bene neanche nell'idroelettrico.
Infatti da un monopolio privato siamo passati a un oligopolio pubblico. Cosa significa? Significa che dei 4.800 impianti, 4.500 generano l'80 e passa per cento della produzione italiana. Che cosa vuol dire questo? Che 8-10 aziende, Enel, ex monopolista, in testa, detengono l'intero potere di mercato. Cosa significa potere di mercato? Fare quello che diavolo uno vuole nei confronti del cliente, cioè a valle del mercato, e a monte del mercato su quelli che forniscono l'acqua non pagarla o pagarla una cosa risibile, in generale meno del 5% del valore aggiunto, cioè neanche una commissione commerciale. Detto questo, signori, ai miei colleghi di dire nel dettaglio quali sono le altre parti negative della medaglia. Grazie per l'attenzione. Grazie ingegnere. Allora parliamo subito della manutenzione e delle tecnologie che come dire, accompagnano tutto questo sistema, però hai fatto riferimento al nucleare e io mi prendo solo un minuto per avvisare chi ci ascolta. Questo è un tema sul quale dobbiamo fare tutti come rappresentanti politici, chi fa informazione, chi ha competenza, dobbiamo fare chiarezza con i cittadini. Ci viene detto in questo momento con insistenza che la bolletta elettrica italiana è altissima perché non abbiamo il nucleare e ci viene detto che mettendo il nucleare si abbasserà la bolletta. Questa è la più grande fake news della storia delle fake news, perché noi oggi paghiamo in bolletta tutte le volte che arriva la bolletta a casa, negli oneri di sistema, paghiamo l'affitto dei depositi nei quali sono stoccate le scorie delle 4 centrali nucleari chiuse in Italia ormai quasi circa 40 anni fa. Quindi in Nord Europa noi paghiamo l'affitto per tenere conservato questo materiale radioattivo e nel caso in cui si dovessero costruire nuove centrali, in questione di sistema graverebbero pure i costi di queste nuove costruzioni. Quindi anziché diminuire, il costo della bolletta aumenterebbe. Perché? Perché c'è questa grande pressione mediatica in questo momento sul nucleare? Perché le tecnologie con le quali si possono costruire oggi le centrali sono tecnologie che tra pochi anni saranno completamente inservibili, inutili, fuori mercato. È stato fatto riferimento alla ricerca che viene fatta in questo momento sui sistemi di fusione e non c'è dubbio che andiamo verso quel genere di produzione energetica nucleare sul quale nessuno, neanche il Movimento 5 Stelle, ci mancherebbe, a riserve rispetto alla esigenza di intensificare la ricerca. Ma in questo momento gli unici tipi di centrali, grandi o piccole, che ci raccontino si possano costruire sono con un sistema ormai desueto. Quindi i produttori hanno necessità di vendere oggi queste tecnologie vecchie. Ecco perché stanno insistendo enormemente a Bruxelles come in Italia, coinvolgendo interi partiti politici in un'opera di convincimento dell'opinione pubblica, che tra l'altro si è espressa in 2 referendum e che chiaramente non è favorevole, anche perché, a cominciare dal vice premier Salvini, che ci propone di fare la prima centrale a Milano nel quartiere Baggio o accanto al Duomo di Milano, voglio vedere poi il giorno dopo se davvero ci fossero le autorizzazioni, gli abitanti del quartiere Baggio o i visitatori del Duomo di Milano che cosa ne pensano. Allora la situazione quindi è ancora una volta di grandi interessi economici che stanno a bloccare tutto. E il più grande di questi interessi passa dalla borsa di Amsterdam, dove si negozia il costo dell'energia con un sistema barbaro
che sostanzialmente equipara il costo dell'energia rinnovabile, di cui l'idroelettrico, è stato detto, è forse la parte più antica e più nobile, con le fonti di origine fossile. Questo sostanzialmente vanifica anche molto del valore aggiunto che un paese come l'Italia, che ha grande produzione e potenzialità di produzione di energia rinnovabile, può mettere sul mercato, e sostanzialmente è bloccato dalla impossibilità di disaccoppiare il costo delle rinnovabili dal costo delle fonti fossili. Perché c'è questa impossibilità? C'è questa impossibilità perché manca una volontà politica, perché l'interesse economico è enorme e di fronte a questo interesse economico il governo italiano, come dire, sdraiato di fronte ai grandi poteri, non è molto diverso dal potere di Bruxelles sdraiato di fronte ad altri interessi. Restiamo e torniamo allora sull'idroelettrico e sulle manutenzioni. Abbiamo fatto accenno poco fa al tema anche della sicurezza, che ci sta molto a cuore. Presento quindi Massimo Colonna, tecnico industriale, presidente dell'Associazione Amministratori Locali per l'Idroelettrico di Chieti. Professore, com'è la situazione? Allora, dopo questa digressione sul nucleare mi consente di iniziare citando un paesano mio noto, che torniamo a bomba, quindi torniamo all'idroelettrico. Io sono un chimico, quindi... Chi è il paesano? Silvio Spaventa. Silvio Spaventa. Quindi dopo il nucleare torniamo a bomba e torniamo a parlare dell'idroelettrico. Io mi occupo di questa questione, dicevo, non per competenze professionali, perché sono un chimico, mi sono sempre occupato di tutt'altro, ma me ne sono occupato in qualità di amministratore locale. Sono stato consigliere comunale di un piccolissimo paese che ospita un'infrastruttura e sono tuttora presidente dell'associazione dei 16 comuni dove insiste la grande derivazione per uso idroelettrico Sant'Angelo, si chiama, che comprende 2 invasi e una centrale idroelettrica. Siamo quindi in provincia di Chieti, nell'immediato entroterra della costa adriatica. Questo è testimonianza che l'idroelettrico non è solo una questione delle montagne del nord, delle Alpi, ma è in tutta Italia, non solo nelle zone appunto di alta montagna, ma anche all'interno, in zone collinari. La giornata di oggi quindi ha lo scopo di far sentire la voce dei territori, quindi io vi parlo di un argomento dal punto di vista generale, ma vi porto anche l'esempio concreto della nostra situazione. Quindi abbiamo detto della manutenzione delle infrastrutture. Come tutti gli impianti industriali si distinguono in manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. Tra le manutenzioni straordinarie ci sono tutta una serie di attività che servono a mantenere l'efficienza dell'impianto e questo, bene o male, io credo che le aziende un po' più serie queste la facciano. Ma l'intervento di manutenzione straordinario principale che investe in modo importante i territori è quello del dragaggio degli invasi. Questo è l'intervento di manutenzione più importante per la sicurezza, per il ripristino dei luoghi, per la salvaguardia dell'acqua. Ed è un obbligo che è stato sancito dall'articolo 114 della legge quadro ambientale, quindi del 2006, che testualmente recita che al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua che del corpo recettore, le operazioni vengono definite di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe, devono essere fatte dai gestori degli invasi a seguito della presentazione di un progetto di gestione. La norma del 2006 prevedeva che tutto questo avvenisse pochi mesi dopo l'entrata in vigore. O comunque tutte queste attività devono essere fatte prima della fine delle concessioni, che questo è fondamentale, perché dopo tutti gli utili che abbiamo sentito corriamo anche il rischio che se ne vadano lasciando gli invasi pieni di terra perché deriva dal fenomeno dell'interrimento. È successo qualcosa da noi? No, assolutamente. L'unica cosa, si fanno delle altre norme. Quindi c'è il decreto 205 del 12 ottobre 2022 che regionalizza anche qui, dando alle regioni mandato di fare delle proprie leggi per regolamentare qualcosa
che era già bello che regolamentato. Dicevo, io sono di Bomba, un piccolissimo paese devastato dalla costruzione della diga. Al termine della costruzione, in pochi mesi, metà della popolazione è emigrata e il paese è morto. Quindi sappiamo davvero sulla nostra pelle cosa succede quando arriva un impianto di questo genere. La nostra concessione, la concessione della nostra acqua, è scaduta quasi 12 anni fa. E quindi da consigliere comunale mi sono battuto affinché venisse chiesto al gestore un piano per l'effettuazione delle operazioni di dragaggio. Questa richiesta fatta inoltrata a tutti gli enti il 29 luglio, a giugno 2019. Il 21 luglio 2020 arriva il piano di gestione, dove vengono analizzate le acque che sono di ottima qualità, vengono analizzati i sedimenti, non sono contaminati, quindi non sono rifiuti speciali, potrebbero essere tranquillamente riutilizzati per il ripascimento delle spiagge che non si rialimentano perché i sedimenti vengono bloccati dalle dighe. Questo piano di gestione attestava che 12 milioni di metri cubi dell'invaso sono pieni di terra, il 15% quindi della capacità di invaso, con un aumento negli ultimi anni esponenziale. Le opere di prese, le opere di scarico, lo scarico di fondo sono sommersi. Il livello della terra è arrivato a coprire quelli che sono alcuni punti importantissimi dell'infrastruttura. Qual è la conclusione di questo piano di gestione? Ve lo leggo. Non è prevista l'esecuzione di attività di rimozione di sedimenti, perché da una loro valutazione la rimozione e la successiva ricollocazione dell'ingente quantitativo di materiale presente determinerebbero significativi impatti ambientali, sociali, economici e strategici nel settore turistico-ricreativo in termini di usi plurimi della risorsa idrica. Cioè hanno dato la motivazione che è l'esatto contrario del perché questa attività deve essere fatta. Una presa per i fondelli, per non dire altro. Ed è tutto documentato. Poi noi abbiamo chiaramente da amministratori denunciato questa cosa, è stata indetta una conferenza di servizi, ma poi la ditta ha chiaramente ritirato questo piano di gestione e da allora non è successo più nulla. Da premettere che i dati che vi ho dato erano relativi al lago di Bomba, ma la concessione prevede un altro invaso che in questo piano di gestione non è stato minimamente menzionato. E questo, dicevo, è solo uno degli esempi. Cioè abbiamo detto cosa dice la norma, un caso specifico, ma non è un'eccezione. È solo uno degli esempi e non è nemmeno uno dei peggiori. So che in tanti altri luoghi la situazione è molto peggiore della nostra. Quindi anche l'attività di dragaggio è una delle questioni di cui bisogna tener conto nel riaffidamento delle concessioni. Un argomento fondamentale anche questo. Perché negli ultimi anni si parla di grandi derivazioni per uso idroelettrico esclusivamente per cercare di individuare con quale metodo rinnovare le concessioni. A me questo argomento non appassiona particolarmente, cioè io una mia idea personale ce l'ho, è acqua pubblica, queste attività dovrebbero essere statali, punto. Però, visto che non sono io legislatore, non mi appassiona più di tanto, però una domanda, questa sì la pongo a chi deve decidere. Perché dopo decenni di liberismo sfrenato in cui è stato demandato tutto al mercato, che deve organizzare tutto, sistemare tutto, le gare fanno così paura? Perché? Perché fanno paura a chi pretende su tutto il liberalismo sfrenato. Quindi il problema non è tanto il metodo con cui si rinnovano, ma cosa si tiene in considerazione nel riaffidare le concessioni, nel valutare i concessionari come hanno lavorato. Bisogna tener conto di come si sono occupati del rapporto con i territori, che nel caso nostro è totalmente assente,
di come hanno lavorato per la tutela dell'ambiente, per garantire l'uso plurimo delle acque, che è una concessione idroelettrica ma che deve sottostare all'uso per l'irrigazione, all'uso per bere, con la carenza di acqua degli ultimi anni. E poi come hanno effettuato appunto le manutenzioni e garantito la sicurezza idrogeologica, idraulica e anche come hanno gestito l'occupazione. Tutto questo deve essere tenuto conto, a prescindere dal metodo. L'italianità, come è stato detto, non può essere l'unico metro di giudizio per vedere come un operatore ha gestito una concessione. Quindi è meglio un gestore straniero amico dei territori che un italiano sfruttatore del territorio. Quindi io credo che per concludere nella procedura di riassegnazione delle concessioni bisogna pretendere un maggior rispetto dei territori e, come è stato anche detto, una maggiore ridistribuzione degli utili che coinvolga i territori. Grazie. Grazie, dottor Colonna. È stato molto molto chiaro, ma guardi, il tema dell'acqua per noi è un tema, come dire, centrale. Pochi ricordano che il Movimento 5 Stelle ha come prima delle stelle l'acqua pubblica. Noi nasciamo proprio attorno alla difesa di questo valore. E allora abbiamo parlato, lei ha parlato, ma ne abbiamo già un po' sentito parlare del tema della sostenibilità. Sostenibilità era la parola chiave in Europa nella scorsa legislatura, no? Poi siamo passati da sostenibilità a competitività e ora produttività come ci chiede il rapporto di Mario Draghi e va bene, produttività. Per noi la parola è un'altra, è prosperità, ma accettiamo anche questo criterio. Quanta produttività ci porta in termini di occupazione oggi un sistema come questo, dove sostanzialmente abbiamo sentito fino adesso si stanno difendendo rendite di posizione di concessionari che in proroga da moltissimi anni non fanno investimenti, pagano 2 lire ai territori, pagano 2 lire allo Stato, tartassano i loro clienti e sostanzialmente arricchiscono i loro bilanci a scapito della collettività e dal punto di vista anche della sicurezza. Giovanni Curti è di Sondrio, quindi torniamo al nord, tecnico industriale, rappresentante dell'Associazione Locale per l'Idroelettrico e le Reti di Trasporto. Qual è la situazione, ingegnere? Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Come diceva Gaetano, vengo dalla provincia di Sondrio e faccio parte da anni del comitato provinciale che si occupa di idroelettrico, di reti e anche di acqua. Il tema dell'idroelettrico in Italia è un tema complesso e tenere assieme produttività, sostenibilità dell'utilizzo della risorsa idrica, sostenibilità sociale, quindi posti di lavoro e ritorno sul territorio, non è facile. Però questo è stato sin dall'inizio, dai primi anni del secolo scorso, lo scambio che c'è stato fra i grandi produttori, quindi fra lo sfruttamento della risorsa idrica e lo sviluppo locale, fondamentalmente il lavoro. Una cosa che sta venendo meno. Il settore idroelettrico in Italia, abbiamo detto, è molto importante, si contano oltre 4.000 impianti, 15.000 addetti, una potenza installata di oltre 22 gigawatt. 2/3 di questi impianti sono stati costruiti prima degli anni 60 e quindi il parco idroelettrico italiano è un parco datato e deve affrontare nuove sfide, fra le quali il cambiamento climatico. Dall'altra parte abbiamo un'energia rinnovabile molto preziosa perché è programmabile, soprattutto quando c'è un bacino a monte, una diga. Un impianto idroelettrico può essere acceso e spento veramente in pochi minuti e questo dà una flessibilità che altre risorse come l'eolico e il solare non danno. È quindi una risorsa preziosa e anche con la svolta green del sistema energetico europeo apre nuovi scenari e nuove possibilità di sviluppo dell'idroelettrico. Da questo grafico che possiamo vedere fondamentalmente
è la produzione di energia in Italia, è uno storico dal 1900 fino ai giorni nostri. Fino agli anni 50 la produzione elettrica italiana era fondamentalmente idroelettrica. Dagli anni 60 in avanti la produzione idroelettrica è rimasta stabile, cioè siamo al limite dell'efficienza ma anche dell'acqua derivata fondamentalmente, e sono cresciute altre fonti energetiche rinnovabili e non. A questo scenario si somma, come hanno detto i colleghi in precedenza, il tema del rinnovo delle concessioni. Abbiamo detto che dal 2010 in avanti molte concessioni sono scadute, l'ultimo blocco importante sarà quello delle concessioni Enel che scadrà nel 2029 e fondamentalmente i concessionari in questo periodo stanno turbinando e producendo utili in regime di prosecuzione temporanea che le regioni accordano per interesse pubblico, perché la produzione di energia idroelettrica è interesse pubblico. Si chiama prosecuzione temporale, non proroga, perché la proroga è incostituzionale, quindi gli abbiamo cambiato nome, insomma, fondamentalmente. Lo stato di fatto dell'idroelettrico: c'è una confusione normativa, in quanto manca uniformità fra le leggi europee delle varie nazioni e le leggi italiane, che negli ultimi 25 anni sono state rimaneggiate dai vari legislatori, però fondamentalmente in Italia manca la volontà di andare ai rinnovi. I concessionari giustamente hanno paura a cedere le loro rendite di posizione, con il pretesto delle scadenze, quindi col fatto di non avere una garanzia sugli investimenti. Cosa fanno? Loro tagliano gli investimenti, tagliano i costi e massimizzano gli utili in questi anni, cioè spremono la concessione fino all'ultimo. La conseguenza sul territorio: la prima è la riduzione del personale, si assiste a una diminuzione degli addetti e anche a interventi limitati alla manutenzione essenziale. Non si fanno investimenti massicci e non si aggiornano gli impianti. Questo è un danno sia per le comunità locali, ma alla lunga anche per i produttori e per l'intero sistema idroelettrico nazionale. Da questo grafico molto esplicativo, che riassume gli interventi di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria sulle dighe italiane, si vede un andamento in crescendo, perché più i manufatti diventano vecchi e più c'è bisogno di manutenzione, fino al 2010. Dal 2010 al 2018 c'è stata un'inversione di tendenza, è un segnale molto chiaro che gli operatori hanno smesso di investire. E se sommiamo tutti questi fattori, quindi manufatti che diventano sempre più vecchi, condizioni climatiche che diventano sempre meno prevedibili, riduzione degli investimenti, bisogna accendere un campanello d'allarme sulla sicurezza e sulla sicurezza dei territori. Io riporterò 3 esempi molto recenti del 2023 e del 2024 di quando succedono dei problemi sull'idroelettrico. Le conseguenze sono veramente gravi. Li riporto come le ha riportate la stampa per non aggiungere e non togliere niente, però ricordiamo tutti nel 2024 l'incidente a Suviana, centrale elettrica di Enel Green Power, dove durante un collaudo di un nuovo gruppo c'è stata un'esplosione che ha causato la morte di 7 operai e il ferimento di altre 6 persone. Un fatto inaccettabile nel 2024 per le tecnologie e per l'attenzione che dovrebbe esserci sulla sicurezza del lavoro. Ardesio Bergamo, un fatto meno grave, 5 aprile 2023, la rottura di un canale di adduzione ad una centrale di Enel Green Power ha causato la fuoriuscita di 15.000 metri cubi di acqua e fango che ha invaso un complesso residenziale. Problemi grossi, danni ingenti, famiglie costrette ad evacuare in attesa delle sistemazioni. Fortunatamente il canale era un canale non in pressione, quindi non era una condotta forzata, non è esploso, quindi i danni, seppur ingenti, sono stati limitati. Non abbiamo avuto morti e feriti, ma torna il tema della manutenzione e del controllo di questi canali e di queste condotte che andrebbero
rifatte, controllate, riviste, e anche in questo caso, siccome devo investire meno, cerco di ridurre al minimo e poi gli effetti e i danni sono ingenti. Qua apro una parentesi, il sistema idroelettrico è complesso, le dighe possiamo dire che sono sicure perché c'è un sistema che dipende dal Ministero che le tiene sotto controllo e quindi le dighe sono sicure, però esiste tutta una serie di manufatti, i canali, le gallerie, le condotte, le centrali stesse, le prese che hanno bisogno di manutenzione ordinaria e straordinaria continuativa, e se viene meno questo viene meno anche la sicurezza dei cittadini. L'ultimo esempio, novembre 2023, in questo invaso che Fanpage riporta a Lovero in provincia di Sondrio, in realtà il comune vicino è Sernio, sullo sbarramento, poco importa, operaio, 54 anni, Amilcare Marchetti, precipita, cade nell'acqua durante la manutenzione, nuota per 10 minuti nell'acqua gelida e muore. La domanda è: si poteva evitare? Perché si trovava a fare manutenzione, sorveglianza su un invaso in solitaria? Queste sono cose che diversi anni fa non sarebbero accadute. Il taglio dei posti di lavoro avviene negli ultimi 30 anni e quindi la domanda sulla qualità del lavoro, sulla sicurezza che queste aziende che fanno molti profitti ci mettono, è una domanda che ci dobbiamo fare noi, ma si deve fare anche e soprattutto il legislatore. Per tornare e chiudere la questione lavoro, porto l'esempio della provincia di Sondrio, da dove provengo. Sondrio è una piccola provincia, a meno di 200.000 abitanti, ma da sola produce il 50% dell'energia idroelettrica lombarda e il 13% dell'energia idroelettrica a livello nazionale. Ecco, gli addetti delle industrie idroelettriche sono passati da 794 nel 1999 a 346 nel 2019, cioè in 20 anni sono stati tagliati 448 posti di lavoro qualificati e stabili. È un danno enorme per un territorio così piccolo, ma è anche una perdita di conoscenza e di esperienza per le aziende che hanno mandato a casa queste persone. La tendenza, dovendo sfruttare la fine delle concessioni, è esternalizzare e tagliare i costi. E anche qua apro una parentesi per il servizio di vigilanza alle dighe, la Guardiania. Per anni, storicamente, era un servizio da fare con più persone 24 ore su 24. Negli ultimi anni aziende anche come Enel lanciano delle cosiddette sperimentazioni che, siccome c'è il telecontrollo, siccome ci sono gli strumenti tecnologici, si può anche affidare a terzi o tenere una persona sola a guardia di una diga, magari a 1800 metri d'altezza, che se poi succede un problema, anche fisico, non c'è nessuno che gli dà una mano. E il telecontrollo in questi casi forse non è così efficace. Questo per dire che la tecnologia serve ed è fondamentale, ma è di supporto al lavoro umano, non può andare in nessun caso a sostituirlo completamente. E anche in questo caso le sperimentazioni si fanno perché c'è una legge che lo permette, quindi anche in questo caso si richiama il legislatore a porre attenzione, a porre un freno a questo tipo di pratiche. Insomma, il rinnovo delle concessioni. Il rinnovo delle concessioni è un grande tema che la politica si deve prendere in mano, cosa che non ha fatto negli ultimi 25 anni, per riportare che cosa, come abbiamo detto in precedenza? Innanzitutto ristabilire un equilibrio fra lo sfruttamento idroelettrico e lo sviluppo locale. Bisogna promuovere l'innovazione, la ricerca e la creazione dei posti di lavoro. Alle società chiediamo di mantenere l'attività e la destinazione dei siti, riqualificare tecnologicamente gli impianti e presentare piani di investimento credibili e sostenibili. Inoltre ci vogliono interventi di manutenzione diffusa e continuativa dei bacini idrografici. Questo è fondamentale per la sicurezza non solo degli impianti ma dei cittadini che stanno a valle.
Inoltre interrompere il taglio dei posti di lavoro e le esternalizzazioni, riportare all'interno delle aziende le competenze oggi esternalizzate è fondamentale per mantenere il know-how e la conoscenza dei territori e degli impianti fondamentali per la sicurezza e per la gestione degli impianti stessi. Con il rinnovo delle concessioni c'è poi l'opportunità, attraverso l'innovazione e gli investimenti, di cogliere anche la sfida del cambiamento climatico. Adesso l'idroelettrico, soprattutto dove ci sono i bacini, ha la capacità o avrebbe la capacità di mitigare in qualche modo i fenomeni estremi, perché può raccogliere l'acqua in eccesso, quando la piovosità è eccessiva, e può rilasciarla invece quando ci sono dei periodi di siccità. Può fare la cosiddetta laminazione delle piene. Per fare questo però ci vogliono dei piani di gestione delle dighe adeguate e una amministrazione, una politica che può intervenire in questi momenti critici. Ci sono anche delle opportunità con la svolta green del sistema energetico europeo. Io cito un esperimento perché è stato fatto, credo, in provincia di Brescia, con l'ibridazione di un impianto idroelettrico con dei sistemi di accumulo. Cosa vuol dire? Che a fianco dell'impianto idroelettrico si mettono delle grosse batterie di accumulo, questo per caricarle quando c'è un eccesso di produzione e per essere pronte quando c'è una crisi sulla rete o anche per meglio ottimizzare i processi della centrale stessa. Questa è un'operazione che abbiamo visto in Spagna quando è caduta la linea, eccetera. La rete deve essere resiliente, avere delle fonti pronte a reagire è molto importante e fondamentale. C'è il tema delle reti intelligenti, c'è il tema dei pompaggi. Ci sono degli impianti in Italia, anche storici, che lavorano a pompaggio, cioè con un bacino a valle e uno a monte della centrale, e quando c'è un eccesso di energia sulla rete che viene fondamentalmente sprecata, i picchi dell'eolico, del solare, eccetera, può essere utilizzata per pompare l'acqua nel bacino a monte e per poi turbinare e produrre energia quando ce n'è bisogno. Dobbiamo quindi dire che l'idroelettrico ha dei problemi. I problemi sono fondamentalmente impianti vetusti che vanno rinnovati, c'è bisogno di investimenti, le società fanno utili ingenti, quindi i soldi per fare gli investimenti ci sono. Il meccanismo per sbloccare questa situazione fondamentalmente è il rinnovo delle concessioni. A chi è in mano il pallino di dettare le regole e l'agenda di questi rinnovi è della politica, non abbiamo altri attori. L'ultima slide mostra fondamentalmente la produzione di rinnovabile in Italia. Abbiamo visto che fino agli anni 2000 fondamentalmente l'unica rinnovabile seria era l'idroelettrico. In 20 anni siamo passati al fatto che l'idroelettrico è meno della metà della produzione, perché solare e eolico hanno avuto una spinta molto, molto forte. L'idroelettrico però rimane il più flessibile, quindi pur mantenendosi costante, prevedendo un incremento ulteriore di eolico e solare, il mix fra le varie fonti rimane la soluzione italiana per risolvere la crisi energetica, per non dipendere dal gas russo, dal gas americano, dal petrolio dei paesi arabi. Grazie. Grazie ingegner Curti, lei è stato schematico e chiarissimo. Semmai c'era ancora qualche dubbio sulla necessità di riportare in capo al decisore pubblico la gestione del settore, lei ha spazzato ogni dubbio. È stato anche generoso rispetto al tema della sicurezza. L'incidente con i 7 morti a cui ha fatto riferimento andrebbe, a mio modo di vedere, analizzato molto più in profondità. C'erano delle aziende
concessionarie che stavano lavorando per conto di Enel, con persone in pensione che lavoravano ancora, a proposito delle competenze che non vengono rinnovate in questo settore, e questo ha portato a un incidente che si poteva certamente evitare e che è una spia di quello che può accadere con questo rinvio continuo a fare investimenti, questo rinvio continuo a seguire l'evoluzione del comparto. Allora, l'architetto Carla Sacchi è una libera professionista, rappresentante dell'Associazione Locale per l'Idroelettrico. Torniamo a Pordenone, così restiamo ancora nelle regioni del nord, ma ripeto, i temi di cui ci stiamo occupando spaziano dal nord al sud, anzi hanno caratteristiche molto molto problematiche in entrambe le aree, perché andiamo incontro a sistemi, come dire, a situazioni climatiche estreme, mancanza di acqua per esempio, grande siccità, che non è un tema solo del sud, la mancanza d'acqua è un tema ciclicamente anche sui grandi corsi del nord. Allora, architetto, ma gli impegni di queste grandi società rispetto alle cose che vanno fatte, santo cielo, non si rinnovano i contratti, resistono, ci dicono che non si può mettere mano al settore. Il ministro Pichetto Fratin ci dice un giorno sì e l'altro pure che da un momento all'altro ci presenta la soluzione del problema, confonde le parole, rinnovo con proroga, e anche qui sull'utilizzo semantico c'è anche un gioco, diciamo, degli interessi in campo. Ma ci sono degli impegni che erano stati presi comunque, seppur molti anni fa, ma nemmeno questi stanno rispettando. Scusate, io faccio l'architetto e non sono abituata alle conferenze, sto in cantiere, quindi anche il mio linguaggio non è di tipo tecnico come chi mi ha preceduto, ma diciamo è molto tranquillo e molto normale. Volevo aggiungere una cosa sulla sicurezza, sugli impegni. Per norma le fasi di allerta e di preallerta, in caso di eventi calamitosi, anche non estremi, sono demandati al gestore, sempre. Quindi è un compito suo ed è regolamentato da norme precise. Sono i piani di emergenza delle dighe, ci sono i documenti di protezione civile a cui il gestore deve attenersi. Quindi questa è una sua precisa responsabilità. Vorrei aggiungere anche un'altra cosa a quanto ha detto Colonna precedentemente. Il suo lago, i vostri laghi sono interriti per il 15%. Io ne ho 3 alle spalle di casa mia, 3 invasi con altrettante dighe, e quello che è meno interrito è interrito oltre il 20%. Nella valle accanto abbiamo un lago interrito per il 70%, il che significa che, per quanto riguarda la sicurezza, che nei casi di eventi estremi non c'è la possibilità di utilizzare la tecnica della laminazione, perché ovviamente con una disponibilità solo del 30% della massa d'acqua, quando in un'ora ne scendono 20 centimetri, capirete che la sicurezza è una parola che non esiste. Però pare che non se ne preoccupino più di tanto. Non solo, ma almeno in Friuli è passata, e penso anche nel resto d'Italia, sono riusciti a far passare l'idea che non è, pur essendoci una norma del 2006, che non è di competenza loro sghiaiare i laghi. No, è una cosa che deve fare l'ente pubblico, e quel poco che l'ente pubblico fa, lo fa pagando delle ditte esterne che arrivano con le loro ruspe e con i loro mezzi meccanici e svuotano in modo ridicolo, ecco, il lago con costi altissimi per noi, perché paga l'ente pubblico e paghiamo noi. Ecco. Quindi anche questo fanno. Ma uno dei doveri e degli impegni che si sono presi i concessionari dall'inizio delle concessioni è quello di pagare i canoni. E i canoni al territorio sono
il canone demaniale, tanto per essere chiari, che è il corrispettivo versato all'ente pubblico, Stato fino a qualche anno fa, Regione adesso, per l'uso dell'acqua. Poi ci sono i sovracanoni, che sono un contributo aggiuntivo per compensare le comunità locali, che si dividono in sovracanoni BIM e in sovracanoni enti rivieraschi. Poi c'è il canone aggiuntivo, che i concessionari dovrebbero corrispondere dopo la scadenza delle concessioni, quindi concessioni scadute da 10 anni dovrebbero essere corrisposti da 10 anni questi canoni. E poi c'è un altro elemento che è altrettanto importante, che è la cessione gratuita dell'energia. Per norma i concessionari dovrebbero cedere una parte dell'energia prodotta all'ente pubblico, che la può o incamerare e utilizzare quanto energia, oppure la può monetizzare. Tutto questo è stabilito dalle norme, dalle leggi e dai regolamenti. Allora, i sovracanoni da sempre sono stati oggetti di controversie da parte dei concessionari, presentando ricorsi su ricorsi per arrivare anche alla fine alla Cassazione, la quale Cassazione ha emesso una serie di sentenze in cui stabilisce che il sovracanone è assolutamente legittimo e quindi va versato. Ma si diffonde una moda, penso che sia così io, ecco, una moda da parte dei concessionari. Questi, qualsiasi regolamento o l'ente pubblico, sia Stato o Regione, produce, lo impugnano. Qualsiasi. Ecco. Passano tutti i tipi di giudizio, perdono, ma non importa. Nella regione vicina o nella provincia vicina, una volta che viene prodotto un regolamento, stesso ricorso da parte della stessa società o anche di società diverse, non importa. L'importante è, fondamentale per loro, impugnare, usare la legge che dovrebbe tutelare tutti, a loro esclusiva in modo strumentale, per dilazionare il momento del versamento dei canoni. Alla fine l'obiettivo è questo: passano anni e i canoni vengono versati o con piccoli acconti e poi si spera, sia mai che arrivi qualche intervento provvidenziale che consenta loro di ridurre questa grande spesa. Che poi, come diceva Ezio, mi pare, rispetto agli utili che loro ricavano da dalle concessioni, quanto dovuto al territorio in termini di provvidenza economica e di canoni sono cifre irrisorie. Ecco, si va, mi pare, sull'ordine neanche del 3% quando li versano tutti. Forse si arriva al 10%. Ecco, forse si arriva al 10% quando le regioni riescono ad imporre dei valori ai canoni demaniali più alti. Comunque c'è un atteggiamento mentale, secondo me, che porta le società in questi ultimi anni a passare in continuazione, ribaltare in continuazione ai tribunali le loro questioni economiche. Ecco, il fatto di non pagare. Alla fine l'obiettivo è quello di dilazionare il più possibile il momento del pagamento. E per chiarirvi un po' qual è l'atteggiamento mentale, il sentimento, io lo chiamo così perché non so come altro definirlo, una strategia probabilmente economica, scientifica, studiata, pensata, eccetera. Ecco, voglio portarvi un piccolo esempio di che cosa ha fatto una società, una multi-utility A2A, nei confronti di un piccolo comune carnico, 520 abitanti. Questo comune ha deciso di aumentare la quantità di acqua del proprio acquedotto e ha
preso l'acqua a monte della presa della captazione di A2A. Ebbene, A2A gli ha fatto causa. Ha fatto causa perché il comune aveva potenziato l'acquedotto e perché ha chiesto anche un risarcimento per la minore quantità di energia prodotta. Naturalmente il comune ha dovuto difendersi, perché quando una società ti fa causa ti devi anche difendere, ecco, e quindi anche spendere soldi per difenderti, per aver esercitato un tuo diritto nell'interesse della collettività, e quindi si è difesa. Il ricorso ha passato tutti i gradi di giudizio fino alla Cassazione e la Multiutility ha dovuto soccombere perché ha perso il ricorso. Però questo per dirvi che questi signori concessionari, oltre che a prendersi l'acqua, pretendono anche di dare ordini all'interno delle comunità. Ecco. E quindi c'è questo strano modo di porsi nei confronti del territorio. E probabilmente perché per tanti anni questo rapporto è stato indisturbato, avveniva a Roma, fra i concessionari e Roma. Il territorio era lontano, fosse nell'Appennino, nelle Alpi o nell'entroterra, ai confini con l'Austria, come noi. Era lontano e a Roma andava via tutto liscio. Ma ora la competenza è passata alle regioni. E le regioni hanno cominciato a fare anche loro quattro conti, e anche le amministrazioni locali a cui dovrebbero arrivare queste risorse. Voi capite che un comune con 250 abitanti, o 500, 600, se gli arrivano 300.000 euro o 500.000 all'interno del loro bilancio, allora è importante per i servizi ai cittadini. Ecco, e quindi gli amministratori locali chiedono solo quello che è stabilito per legge, niente di più. Però, ecco, fra i concessionari invece in questi decenni, dal secolo quasi, 70-80 anni, si è fatto strada un sentimento, quello che la risorsa è loro. Io penso che sia solo così. E sono loro la risorsa, sono loro le opere e soprattutto è loro la difesa strenue dei loro utili, e su quello non si spostano di un millimetro, ricorrono alla legge. Ecco. E questo, a nostro avviso, credo che sia una cosa umiliante per i territori. Ecco. È umiliante doversi difendere per avere qualcosa che è nostro diritto avere. E quindi noi riteniamo che sia il momento di arrivare, sedersi tutti su un tavolo, territorio, ente pubblico, concessionari, e ragionare su quello che è sostenibile e equo per tutti, perché nessuno vuole togliere l'utile a chi investe, per carità. Però, insomma, a noi hanno devastato un territorio e non è sostenibile quello che è stato fatto con le concessioni, perché i paesaggi sono trasformati. Grazie architetto. Dunque, torniamo a bomba al solito vizio italiano, socializzare le perdite e privatizzare gli utili sostanzialmente. E io non riesco veramente a capire se sono tanti fattori che determinano il costo dell'energia. Perlomeno su questo settore, il settore dell'idroelettrico, che abbiamo visto quanta parte rilevante ha nel basket delle fonti energetiche nazionali, qui è proprio una mancanza di volontà politica, allora, di creare iniziative e fare azioni per abbassare il costo della bolletta. Io pretendo che quando il Presidente del Consiglio va a dirci che dobbiamo capire, dobbiamo fare degli studi per capire se ci sono delle speculazioni, sappia il Presidente del Consiglio cosa accade in questo Paese da oltre 10 anni, da quando sono cominciate a scadere queste concessioni. Sappia e prenda qualche provvedimento perché questa situazione cambi, perché diversamente è un prendere in giro tutti, a cominciare dai cittadini e da chi paga le bollette in termini così alti.
Ma io, come dire, da giornalista, quindi metto il mio vecchio abito, mi domando, possibile, abbiamo sentito stamattina solo una serie di cose negative, di cose che i concessionari non fanno, possibile non ci siano anche delle motivazioni, ci sia qualcosa che possa dare loro qualche ragione perlomeno? Allora, Paolo Pinamonti è collegato, dovrebbe essere collegato, mi auguro di sì, è amministratore delegato della ASAC Work, un'azienda di Bolzano. C'è Pinamonti, io non lo vedo ancora, ma mi dicono che dovrebbe essere. Buongiorno. Eccolo, non la vediamo ancora, ma la sentiamo, tra qualche attimo la vedremo pure. Ha seguito i nostri lavori. Certamente sì. Eccola, adesso la vediamo, grazie per essere intervenuto. Ci siamo Grazie portati a a Bolzano adesso, quindi restiamo in una realtà, come dire, del nord, ma ribadisco, stiamo parlando di temi che riguardano dal nord al sud, dalla Sardegna al centro Italia. Cosa si può dire, se si può dire qualcosa a discolpa, diciamo, del mondo dei concessionari? Ci può raccontare la sua esperienza perlomeno? Devo dire che, sentiti gli interventi precedenti, quasi mi vergogno a dire che rappresento un concessionario. Però siamo un concessionario molto atipico, non siamo in quegli 8-9 grandi gruppi che creano l'oligopolio e dominano il mercato dell'idroelettrico, tutt'altro, siamo una piccola azienda privata di Bolzano, due imprenditori locali che sono arrivati da mondi diversi rispetto al corridoio elettrico e forse proprio per questo hanno portato una mentalità diversa. È una mentalità che noi tentiamo di riassumere con una formula semplice, che è i 3 più. Più produzione ed efficienza, più ambiente, più sicurezza. Quindi i nostri progetti sono sempre improntati a cercare un equilibrio tra le esigenze produttive, ovviamente, di efficienza, che sono anche comunque un interesse pubblico, tra le esigenze dell'ambiente e delle comunità locali e soprattutto le esigenze della sicurezza. Ma se mi permettete, su questo tornerò alla fine dell'intervento. Siamo anche un'azienda decisamente a favore della concorrenza, siamo stati noi a innescare la procedura di infrazione europea che impedì di fatto un precedente tentativo di proroga. Da allora, se posso usare un termine un po' scherzoso, bombardiamo la Commissione europea e il governo italiano di esposti, di segnalazioni. L'ultimo è partito pochi giorni fa, proprio riguardo a questo ennesimo tentativo di prorogare le concessioni. L'aspetto paradossale è che noi, pur essendo un'azienda molto piccola, quasi familiare, siamo i più grandi produttori idroelettrici privati italiani e questo la dice lunga sull'assetto del settore. Se adesso ci riesco, vorrei condividere una presentazione, eccola qua, e vi chiederei cortesemente conferma se lo vedete. Si vede, sì, sì, prego. Benissimo. Allora, queste sono le domande a cui vorrei dare una risposta col mio intervento, cioè una eventuale proroga delle concessioni, comunque la si voglia chiamare rinnovo trattato, il termine importa poco, è la sostanza che conta. È economicamente vantaggiosa per l'Italia? È giuridicamente possibile e soprattutto è nell'interesse pubblico? E per rispondere a queste domande bisogna innanzitutto fare un po' chiarezza su alcune fake news che da anni girano sulle concessioni idroelettriche. Si sente spesso dire che l'Italia è l'unica nell'Europa a bandire le gare e che facendo così danneggiamo il nostro stesso paese. Naturalmente è una sciocchezza, le gare sono in realtà un'occasione di sviluppo, un'occasione di spingere sulla transizione ecologica, di migliorare l'efficienza dei nostri impianti e la sicurezza dei nostri impianti. Soprattutto sono una maniera in cui si possono utilizzare risorse private senza oneri per le finanze pubbliche che possono poi essere usati, e questa naturalmente è la decisione politica più politica di tutte, per compensazioni ambientali, per ridurre le bollette, ma comunque sempre nel pubblico interesse.
Una seconda fake news è quella di dire sì, è vero, sarà anche vero, però poi negli altri paesi europei le concessioni durano più che in Italia. Anche questo non è vero. Si fa volutamente confusione tra la durata delle proroghe e la durata delle concessioni. Le concessioni italiane ebbero originariamente una durata di 60 anni, ma da allora ci sono state 8 proroghe per un totale di 40 anni e più. Quindi abbiamo in Italia concessioni plurisecolari, record come vedete 124 anni, e comunque anche i rinnovi di concessione possono avere in casi di investimenti molto forti e molto particolari una durata fino a 50 anni. Quindi su questo siamo totalmente allineati con gli altri paesi europei. Dopodiché un tema a cui il nostro moderatore ha già accennato è ma c'è il pericolo degli stranieri che ci porteranno via le concessioni. Ma insomma, io da quando sono giovane sento sempre tutti i politici dire bisogna rendere l'Italia più attrattiva per gli investimenti stranieri, bisogna far sì che gli stranieri vengano a investire in Italia, quindi come mai nel caso dell'idroelettrico questo non è più vero? E poi il 35% di Terna e di Snam sono cinesi. La rete ex-Team è stata ceduta a un fondo americano e allora uno si chiede, ma le reti nazionali dell'elettricità, del gas, della telefonia sono meno strategiche dell'idroelettrico? E ancora, ma chi ci crede che si possa delocalizzare una diga, una centrale o l'acqua del fiume? Quindi in realtà il passaggio, virgolette, a uno straniero può essere un danno per il concessionario uscente, ma sul nostro paese è irrilevante. E poi chi sono questi stranieri? Noi abbiamo esperienza delle gare che furono fatte nel 2010 in provincia di Bolzano. La provincia di Bolzano rappresenta il 10% della produzione idroelettrica italiana. Hanno partecipato solo operatori italiani e quindi voglio dire, non è che ci sia poi questo grandissimo interesse verso queste concessioni. Guardiamo il caso del bando appena emesso dalla Regione Lombardia, uno dei due bandi che la Regione ha emesso, quello che riguarda un impianto che si chiama Codera Ratti Dongo, dove abbiamo partecipato anche noi. Hanno partecipato 5 società italiane, di cui una è di proprietà slovacca. Allora, naturalmente su tutti i media è comparso, ma vedete che allora è vero che gli stranieri vengono a partecipare alle concessioni, ma voglio dire, se una società italiana è considerata straniera solo perché la sua proprietà è straniera, allora è straniero anche l'attuale concessionario, che è la Edison di proprietà del gruppo dello Stato francese sostanzialmente tramite EDF. E allora qui si innesca una contraddizione. Stiamo parlando di una concessione italiana a rischio di diventare slovacca o stiamo parlando di una concessione francese che forse torna italiana? Perché se ragioniamo così, allora dovremmo essere contenti che in Lombardia 11 concessioni francesi forse diventeranno italiane. Io personalmente non ragiono affatto così. Io dico chi investe in Italia, chi garantisce occupazione in Italia, chi ha i suoi impianti in Italia, per me, voglio dire, va sempre bene. Non nulla osta, secondo me, a questo tipo di proprietà. Un'altra bugia che circola spesso e volentieri e che sentiamo spesso ripetere dagli esponenti dei grandi concessionari è beh, sì, però tutto sommato la Commissione europea ha archiviato la procedura di archiviazione e questo vuol dire che ci ha dato il via libera alle proroghe. Non è affatto così. La Commissione europea ha semplicemente detto che il settore idroelettrico è stagnante perché oggettivamente gran parte delle risorse idroelettriche sono ormai sfruttate e che in questa prospettiva lo ritiene meno strategico del fotovoltaico e dell'eolico e di conseguenza non ritenendolo prioritario non ha interesse a portare avanti la procedura di infrazione. Ma nello stesso documento la Commissione europea ricorda che i tribunali nazionali sono i tribunali comuni per garantire il rispetto delle legislazioni dell'UE. Quindi sostanzialmente dice, qualora si venissero presi dei provvedimenti contrari al diritto comunitario e in particolare delle proroghe, avete facoltà di rivolgervi ai tribunali italiani e poi europei. Un altro tema che sento spesso dire dai grandi concessionari è ma noi siamo in una condizione di non reciprocità, cioè noi non possiamo andare in Norvegia o in Austria o in Francia a partecipare alle gare e naturalmente invece loro possono venire a partecipare. Bene, resterebbe da spiegare però perché nelle gare italiane c'è una scarsissima partecipazione. Alle gare dell'Alto Adige i grandi operatori hanno partecipato ciascuno alla propria concessione in scadenza. Si sono ben guardati dall'infastidire i loro colleghi.
E lo stesso è avvenuto adesso in Lombardia, cioè non c'è questa grande voglia di sfidarsi a vicenda, di portarsi via le concessioni. In realtà ognuno tutela le sue e tutto va bene. Quindi, se hanno veramente voglia di competere, perché non cominciano a competere in Italia? E adesso vi faccio vedere una slide che per voi sarà ovviamente incomprensibile, ma adesso ve la racconto perché non un aneddoto, è un fatto vero che ho vissuto personalmente. Il primo tentativo di dare delle proroghe a fronte di fantomatici programmi di investimento dei concessionari uscenti fu fatto nel 2005. Ci fu una grande campagna mediatica anche lì in cui si diceva ma tutto sommato questi impianti vanno rinnovati 20 anni fa, è bene che lo facciano i concessionari uscenti a proprie spese e quindi spingiamo affinché venga emessa una legge in questo senso. Io al tempo lavoravo per uno di questi grandi concessionari, il nome non ha importanza non perché non lo voglio fare, ma perché uno vale l'altro, io non voglio puntare il dito contro uno o contro l'altro. Viene creato un gruppo di lavoro di cui io ero responsabile, in cui si doveva fare una proposta di quanto la nostra società sarebbe stata disposta a investire per avere questa proroga di 10 anni. Ok, gruppo di giovani dirigenti, ingegneri, manager, prendiamo come riferimento un impianto campione e arriviamo alla conclusione che si potrebbero spendere fino a 320 euro proporzionato al megawattora di produzione. Poi però ci fermiamo un attimo e diciamo sì, vabbè, ma ha senso andare dai nostri capi con un numero così alto? Forse insomma, meglio non esagerare, meglio essere un po' più prudenti. Tagliamo il 320 e andiamo da quello che allora era il mio capo, cioè il responsabile della produzione, tutta la produzione idro e termoelettrica, proponendo 200, che ci sembrava già un numero conservativo. Il nostro capo ci guarda e dice, beh ragazzi, forse non vi hanno spiegato una cosa, non dovete ragionare come se fosse un nuovo impianto da costruire dove sicuramente si giustificherebbe 200. Qui c'è la volontà politica di aiutarci, io non posso andare dall'amministratore delegato con numeri così importanti, abbassiamo. E da 200 si passa a 30. Naturalmente anche lui però deve andare dal suo capo, il direttore di tutto il settore elettrico. Andiamo dal suo capo e lui dice sì, sì, ho capito tutto il ragionamento, però 30 sono ancora pochi. Andiamo dall'amministratore delegato e gli diciamo 20. Ok, andiamo dall'amministratore delegato, noi giovani un po' intimoriti, l'amministratore delegato ci ascolta, dice avete fatto un ottimo lavoro, tutto bene, però 20 sul nostro budget è troppo, non lo possiamo sostenere, diremo 10. Oh, vabbè, diciamo 10. Provo a fare una domanda, dice, ma scusi, amministratore, ma siamo sicuri che 10, perché è un numero un po', insomma, non è che facciamo una bella figura a offrire. No, 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 dice, vedrete 10 va bene. Adesso, ultima cosa, dice, dovete andare a parlare con un operatore idroelettrico ancora più grande di noi, che è lui che tiene i contatti. Ok, andiamo a parlare con questo operatore idroelettrico, proponiamo 10 e ci sentiamo rispondere 10? No, 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 impossibile, noi non possiamo investire 10 sui nostri impianti idroelettrici. 1. Ok, 1, vabbè, se siete sicuri, sì, sì, siamo sicuri, 1. Bene, dico, a questo punto immagino che dovremmo fare un piano spiegando questo 1 moltiplicato per i megawattora come intendiamo investirlo. E la risposta fu: no, 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 come? Noi non vogliamo investire niente. 1 viene valutato sugli investimenti degli ultimi 20 anni. Ora, per farla breve, voi capite che se siamo partiti da 320 per arrivare a 1 diventava una cosa ridicola. E in effetti questa è la legge, cioè pagando un canone di 1,3 milioni di euro in 4 anni e avendo investito 300.000 euro negli ultimi 20 anni, ci si assicurava per 10 anni un impianto che produceva 12 milioni di euro all'anno. Allora, mi immagino che uno dirà, beh, ma poi è andata male. Sì, è andata male perché sono intervenute alcune regioni che hanno impugnato il provvedimento e la legge è stata dichiarata incostituzionale. Il risultato è stato che c'è stato un altro tentativo 5 anni dopo, nel 2010, anche questo dichiarato incostituzionale. Allora la domanda che mi pongo e vi pongo, ma davvero vogliamo provarci per la terza volta? Perché al di là della direttiva Bolkestein dell'Europa, di 1000 ragionamenti, qui è la nostra Corte Costituzionale che per 2 volte ha detto
queste leggi non si possono fare. Ma andiamo avanti. Questa è la proposta che sentiamo girare nel 2024-25 riguardo all'ennesimo tentativo di avere una proroga a fronte di un piano di investimenti. Si è letto sul giornale, siamo disposti a investire sugli impianti 15 miliardi di euro. Tanto, poco? Ma vediamo. Equivale a un investimento unitario di 353 euro per ogni megawattora di produzione. E notate bene che quello che non si dice mai è: ma a fronte di questi 15 miliardi, quanti anni di proroga vogliamo? In che cosa saranno investiti questi 15 miliardi? Tutti sul macchinario? C'è qualcosa per la sicurezza? C'è qualcosa per l'ambiente? Non si sa. In quale arco di tempo verranno investiti 15 miliardi? Perché se li investo tutti subito ho un impianto nuovo che poi funzionerà per 30 anni, ma se li spalmo su 30 anni, evidentemente l'effetto è molto minore. Soprattutto nessuno dice: ma quanta maggiore potenza e produzione otterrò da questo programma? E adesso facciamo un paragone. Questo è quanto abbiamo offerto noi nel 2005 per l'impianto di Rio Pusteria in provincia di Bolzano. Come vedete siamo a 710 euro a megawattora, cioè più del doppio per un impianto ad acqua fluente, quindi senza serbatoio, per un investimento tutto iniziale, perché l'impianto è stato rifatto ex novo, e con il risultato di aver ottenuto il 31% di potenza in più e il 43% di produzione annua in più. Pochi anni dopo, la nostra offerta per l'impianto di Sant'Antonio, sempre in provincia di Bolzano. Questo è un impianto a serbatoio, quindi produce energia più pregiata, e la nostra offerta è stata 1172 euro a megawattora, cioè il triplo di quello che oggi si dice di voler investire. 68 milioni di euro di investimento, tutti iniziali. L'impianto è stato rifatto ex novo, potenza aumentata del 25%, produzione aumentata del 21%. Abbiamo destinato 71 milioni di euro nell'arco di 30 anni per misure ambientali a favore del territorio. E questo, l'ultimo confronto, è il bando della Regione Lombardia, quello dell'impianto di cui vi parlavo prima, Codera-Rattidongo. Cioè la base d'asta per la gara Codera-Rattidongo è 419 ed è già superiore rispetto ai 350 che abbiamo visto prima. Naturalmente la Regione Lombardia si attende un rilancio su questo. Allora, questa è la tabella riassuntiva, no? Se proiettiamo su scala nazionale i dati che vi ho fatto vedere prima, la proposta di elettricità futura vale 3 miliardi in meno rispetto alla base di gara della Regione Lombardia. Noi, proiettando invece i nostri valori, quelli usati a Bolzano, siamo fra i 12 e i 30 miliardi in più. Questo è il valore della concorrenza. Questo è il valore della concorrenza, non accettare una trattativa privata con i concessionari uscenti a fronte di 15 miliardi, che sembra una cifra enorme, ma è circa fra metà e un terzo di quello che si può veramente ottenere. Ed ecco il motivo per cui veramente non si vogliono le gare. Non c'entra niente la paura degli stranieri, stiamo parlando di gruppi che sono tra i più grandi al mondo, hanno capacità tecniche, professionali, economiche e finanziarie per vincere e stravincere se lo vogliono. La paura non è perdere le concessioni, la paura è di dover investire il doppio o il triplo di quello che loro dichiarano, poi chissà se sarà mai vero, di voler investire. Conclusioni. La proroga delle concessioni è economicamente vantaggiosa? Naturalmente no, ma questa è una cosa ovvia, no? Chiunque di noi, se vende una casa, la casa, non lo so, ereditata dai nonni, non parla con un unico interlocutore fidandosi del prezzo che questo gli dice. Chiede più offerte, valuta chi è l'offerente migliore. Cioè, chiunque di noi, quando fa la spesa, quando investe, sa che bisogna confrontare prezzi, offerte, valori e poi fare la scelta migliore. È talmente banale che non dovrebbe valere neanche la pena di dirlo. Poi il tema è: ma questi 15 miliardi sono realistici? Cosa succederebbe se si facesse la proroga? Allora, chiamiamola proroga, chiamiamola rideterminazione in aumento della durata come andava di moda nel 2022-2023,
chiamiamola assegnazione con procedura negoziata, come adesso si dice nel 2004-2025. È legittimo questo provvedimento? Come abbiamo visto, no. Non è legittimo né per l'Europa né per la Corte Costituzionale italiana. E allora cosa succederebbe? Vedete qui cosa dice la direttiva comunitaria. Non si può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente. Cosa succederebbe? Succederebbe che perfino un accordo politico tra il governo italiano e la Commissione europea, perché c'è tutto il tema del PNRR, quindi bisogna convincere l'Europa a non infierire sul nostro paese. In ogni caso non varrebbe nulla, perché la Corte di Giustizia europea prevale perfino sulla Commissione europea e le sue decisioni sono vincolanti anche per la Commissione europea. Quindi la Commissione europea non è in grado di fare un accordo politico e se lo facesse potrebbe essere smentito in qualunque tribunale. Allora, cosa avverrebbe se venissero prorogate le concessioni? Beh, la prima cosa che avverrebbe è che i provvedimenti di proroga dovrebbero essere disattesi e disapplicati non solo dai giudici, ma perfino dai funzionari pubblici. Quindi i funzionari pubblici che emettessero questi provvedimenti amministrativi se ne prenderebbero la responsabilità. E cosa si verificherebbe? Ricorsi, settore paralizzato per un decennio, controricorsi, come diceva prima l'architetto Sacchi, fare sempre ricorsi su tutto e su qualunque cosa, da un certo punto di vista purtroppo è sempre produttivo, no? Intanto finché le turbine le faccio funzionare io continuo a guadagnare, poi vedremo. Ed è esattamente quello che vogliono che succeda. Non è che non sanno che arriverebbero i ricorsi e che arriverebbero i tribunali, lo sanno benissimo, ma finché le chiavi della centrale le ho io, va bene così. Il rischio di dover restituire dei soldi del PNRR è reale? Sì, certo che è reale, purtroppo è reale, o per fortuna è reale, ma non sono solo i soldi di cui si parla, ogni tanto sento dire qualche amministratore delegato di questi grandi gruppi, sì, ma alla fine sono 200-300 milioni, potremmo darli noi al governo e quindi non è un problema. Beh, a parte che è immorale che l'amministratore di una società pubblica dica al governo tu viola pure la legge che poi tanto ti pago io i danni, cioè, ma soprattutto non è vero, perché il tema delle concessioni idroelettriche non è a sé stante nel PNRR, è dentro una componente di una missione. Voi sapete che il PNRR è strutturato su missioni suddivise in componenti e questa componente vale quasi 24 miliardi di euro. Allora, se vale 24 miliardi di euro, quanto ci possono chiedere? Beh, forse non sarà tutto il componente, forse sarà la metà, forse sarà un quarto, ma comunque, signori, parliamo di miliardi. Quindi è un rischio assolutamente rilevante che si farebbe correre al nostro paese, a fronte, torno a dirlo, di nulla, perché poi il risultato non sarebbe affatto di avviare il rilancio del settore. Chiudo con una considerazione. Un impianto idroelettrico ha un certo valore, alcuni sono abbastanza piccoli, altri sono enormemente significativi, ha un certo valore che dipende dal valore di mercato della sua produzione. È in sostanza una torta. Qualunque torta, grande o piccola che sia, non può essere divisa in un numero infinito di fette. Quindi la politica deve decidere cosa fare di questa torta, perché un tema è voglio aumentare l'efficienza, la produzione e la potenza perché mi serve per la transizione ecologica. Benissimo. Voglio puntare sull'ambiente e sulle misure di compensazione a favore del territorio. Altrettanto bene. Voglio garantire la massima sicurezza. Sacrosanto. Voglio anche ridurre le bollette perché l'energia l'energia elettrica in Italia costa troppo. Altrettanto vero. Il problema è che tutto contemporaneamente non si può avere. Allora, purtroppo la politica italiana negli ultimi 20 anni si è totalmente focalizzata sulla difesa dei grandi concessionari, mentre non c'è mai stato un dibattito per dire certamente le gare sono una grandissima opportunità, però dobbiamo anche aprire un dibattito e decidere che cosa vogliamo dalle gare. Perché sennò il rischio è di non ottenere niente, paradossalmente, di ottenere poco di tutto.
Quindi su questo secondo me si dovrebbe incentrare il dibattito e questa è la grande responsabilità della politica. Se si fanno le gare per 30 anni i giochi saranno fatti e quindi ognuno si prenda le sue responsabilità e dica su cosa si vuole puntare e cosa vogliamo ottenere. Grazie dell'attenzione, sono a disposizione se ci sono domande. Grazie Ingegner Pinamonti, è disarmante la chiarezza con cui ci ha spiegato la situazione. Siccome lei non è una Ollus, non è come dire un benefattore, ma è un imprenditore che quindi riesce a esercitare la sua attività ottenendo un utile, ecco, la resistenza di chi macina utili miliardari è a questo punto, come dire, chiaramente illogica, indifendibile, io direi anche immorale, in un momento in cui un paese come il nostro sta facendo soffrire migliaia, milioni di persone e di imprese per il costo della bolletta. Ci ha dato un orientamento molto chiaro e ha chiamato in causa la responsabilità anche, come dire, di tutti i decisori. C'è anche il decisore della magistratura che dovremmo tenere anche in considerazione proprio per questa moda a cui ci ha fatto riflettere l'architetto Sacchi di andare continuamente a cercare l'appoggio della magistratura, ma c'è poi il decisore territoriale, il decisore locale. Quello politico nazionale l'abbiamo capito, è completamente ostaggio dei grandi player e quindi quello che chiedono i grandi gruppi di cui poi il governo nomina gli amministratori, quindi non è come dire una controversia che nasce tra soggetti che non si parlano, ma poi c'è il livello locale. Stefano Farreli è vice capo dell'ufficio di coordinamento legislativo della Regione Sardegna, regione governata da una presidente, Alessandra Todde, che ha dimostrato un coraggio da leone, una capacità di comprensione della grande speculazione che si stava tentando di fare nella regione, proprio giocando su una delle grandi risorse regionali, che è proprio la capacità di produrre energia rinnovabile, che quindi ha avuto la forza di creare, come dire, un periodo di studio, di moratoria della legge Draghi, una legge nata in un momento di massima emergenza per lo scoppio della guerra in Ucraina e per l'aumento, come dire, ricordiamo, in quella fase enorme del costo dell'energia, ma come dire, un amministratore locale deve, come dire, trovare l'equilibrio, no? Tra gli interessi del territorio, gli interessi della collettività, l'interesse anche giusto, sacrosanto di chi investe in qualunque settore, quindi anche nel settore dell'energia. Ferreli, in Sardegna, che è una regione dove tra l'altro questi grandi poteri esercitano con forza la loro autorità, vogliono rinviare la chiusura delle 2 centrali a carbone, stiamo a questo, pensa un po' com'è la situazione in Sardegna. Che cosa si è fatto, cosa si può fare, come pensate di resistere? Perché l'assedio è potentissimo, abbiamo sentito tutta la mattina, i mezzi che hanno a disposizione lobbistici, economici, politici sono enormi, che si può fare? Allora, anzitutto buongiorno a tutti e ringrazio la senatrice Licheri per avermi invitato. Il mio intervento sarà chiaramente un intervento di natura tecnica e non politica, visto il ruolo che ricopro, me ne scuserete, ma non posso che fare altrimenti. Sul ruolo della Regione Sardegna in materia energetica, lo diceva lei benissimo prima, c'è stato un lavoro incentrato soprattutto su rendere giustizia al territorio, cioè garantire che qualsiasi fenomeno di transizione energetica venisse condiviso col territorio. Chiaramente siamo stati subito sotto attacco dai primi momenti dell'insediamento del governo, ci sono state anche delle difficoltà nel dialogo col governo nazionale. Oggi mi vorrei focalizzare soprattutto sull'elettrico, anche per motivi di tempo, perché se ci mettiamo a parlare del tema rinnovabile in Sardegna rimaniamo qui tutto il giorno. Ma penso che l'idroelettrico sia, da questo punto di vista, la tecnologia idroelettrica e il tema politico che sottende la tecnologia idroelettrica sia un ottimo simbolo della necessità di trovare una contemperazione degli interessi che sottendono l'azione politica, l'azione imprenditoriale e con esso chiaramente anche gli interessi che stanno dietro l'azione politica, quindi la sostenibilità del sistema, la tutela ambientale, la coesione territoriale e anche un utilizzo sapiente e oculato delle risorse idriche.
Infatti l'idroelettrico si pone proprio al crocevia tra questi interessi. Non è neanche così scontato che questo venga riconosciuto. Faccio un esempio banale: il DM cosiddetto Pichetto Frattini, il 241 del 2024, comunemente noto per essere il DM sulle aree idonee, al suo interno non contiene esclusivamente l'individuazione dei criteri per l'individuazione delle aree, ma contiene anche quelli che sono i criteri per il raggiungimento degli obiettivi comunitari di produzione da energia rinnovabile. Bene, nelle prime fasi non era neanche compreso l'idroelettrico. Nelle prime fasi l'idroelettrico non veniva considerato tra le tecnologie diciamo così, adatte a concorrere al raggiungimento degli obiettivi. Questo è stato un grosso lavoro fatto dalla Regione Sardegna e da tante altre regioni che hanno partecipato ai lavori della conferenza unificata, che successivamente hanno condotto a una modifica del decreto. Prima di entrare sul caso della Regione Sardegna, credo che vada fatto, proprio per meglio comprendere la situazione sarda, vada fatto necessariamente diciamo così, un excursus di quella che è la normativa nazionale e come si differenzia la normativa nazionale da quella sarda. Non mi soffermo sul Regio Decreto il 1775 del 33, vedo che sono tutti molto più formati di me in materia, quindi conoscono benissimo. La differenza sostanziale però tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Sardegna sta anzitutto nella potestà legislativa. La Regione Sardegna ha competenza legislativa primaria in materia di demanio idrico, quindi di acque superficiali. Non tutte le regioni l'hanno, soprattutto le regioni a statuto ordinario. E questo è un primo elemento di differenziazione che ci pone in una situazione abbastanza peculiare. Tuttavia non è stato sufficiente a garantire un ruolo proattivo della Regione, almeno fino agli anni 2000. Perché infatti veniva ricordato prima il tentativo di liberalizzazione fatto dal decreto Bersani, il 79 del 99, che sicuramente è stato un passo avanti, ma sicuramente dal 99 si poteva fare qualcosa in più. Bene, la Regione Sardegna sotto questo punto di vista si era attivata con la legge regionale 17 del 2000, che aveva individuato sostanzialmente l'obbligo per tutte le concessioni di scadenza entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Successivamente nel 2006 c'è stata invece un'ulteriore legge regionale, la 19 del 2006, che ha istituito il sistema idrico multisettoriale regionale. Cosa vuol dire? Secondo anche una logica lungimirante si è andata verso l'individuazione di una rete infrastrutturale di gestione della risorsa idrica che ope legis individuasse tutte le centrali idroelettriche e il sistema di condotte a esso connesso per garantire che la gestione della risorsa idroelettrica non fosse soltanto appannaggio di un utilizzo della speculazione piuttosto che anche di un utilizzo esclusivamente irriguo, ma che ci fosse un coordinamento di tutte le finalità e di tutti gli obiettivi che la risorsa idrica deve sottendere. Da questo punto di vista l'evoluzione strutturale invece della Regione Sardegna ha avvio con Angelo Modeo, di cui è famosissima l'omonimo invaso che è stato per anni il lago artificiale tra i più grandi d'Europa. Ma diciamo così, la vera crescita della Regione Sardegna si ebbe nel secondo dopoguerra, quindi con la Cassa per il Mezzogiorno, che iniziò a investire e creò l'EAF, l'Ente Acque Flumendosa, successivamente modificato nell'ERIS, e ad oggi creando sempre nel 2006 l'ENAS, l'Ente delle Acque Sarde. L'ENAS è un ente pubblico economico che ha la competenza sulla gestione, la progettazione, la manutenzione delle opere rientranti all'interno del sistema idrico multisettoriale. Cosa vuol dire? Che ha competenza diretta sulla gestione degli impianti idroelettrici, con una finalità che secondo me diciamo così, è molto anche, fa quasi pandan con quello che è il titolo del convegno di oggi, cioè la sostenibilità delle risorse e l'equa condivisione. Veniva detto anche prima, l'idroelettrico è una tecnologia altamente impattante sui territori, basti pensare, faccio un esempio del mio territorio, piccoli comuni come quello di Gavoi che ospita una centrale, il BIM Taloro, il bacino imbrifero montano del Taloro, da una potenza di circa 320 megawatt, potenza nominale di 320 megawatt, che quindi è diciamo così, un'infrastruttura strategica anche per il mantenimento della stabilità della rete nazionale, quindi sicuramente ha un interesse che va anche sopra quelli che sono gli interessi locali, perché devo dirci che anche
in qualità di decisori non politici ma legislativi, in questo caso dobbiamo considerare anche questi aspetti, quindi non voglio che venga inteso questo intervento come il senso di tutto il convegno come una strenua difesa delle comunità senza avere la lungimiranza di vedere quella che è anche l'utilità per un sistema industriale, per un sistema di crescita del Paese. Tuttavia questo bacino imbrifero montano è stato creato sostanzialmente lo sbarramento di una vallata e la creazione dell'invaso. Al tempo distruggeva completamente quella che era l'economia dei territori, che era l'economia agropastorale, quindi un impatto c'è sempre stato. Ma come la Regione Sardegna ha voluto trasformare questo impatto in esternalità positive? Perché poi va detto che la percezione nei territori, lo diceva benissimo prima la dottoressa Sacchi, la percezione dei territori è fondamentale nello sviluppo delle tecnologie anche energetiche e non solo. In questo senso l'ENAS ha tra le sue finalità quello della produzione di energia elettrica da impianti da tecnologia idroelettrica ai fini dell'abbattimento dei costi di tutte le opere connesse al sistema idrico multisettoriale. Cosa vuol dire? Il sistema idrico multisettoriale, ad esempio, è quella che garantisce il trasferimento della risorsa idrica verso aree marginali del territorio sardo, quindi per fini potabili, industriali e per fini anche irrigui. Bene, il costo di trasporto dell'acqua sostanzialmente viene pagato tramite i ricavi derivanti dalla produzione di energia da idroelettrico e la sua vendita. È sufficiente? No, chiaramente non è sufficiente. Non è sufficiente anche perché ENAS ad oggi gestisce solo, diciamo così tra virgolette, solo 70 megawatt, ha circa una trentina di impianti che producono 70 megawatt, 31 dighe per una potenza, per una capacità di 1,4 miliardi di metri cubi. Qual è la situazione odierna? La situazione odierna è quella per cui le dighe più importanti, tra cui il Taloro, viene gestita da Enel. Siamo in contenzioso, credo, dall'alba dei tempi, cioè da quando è stata fatta la norma, e continuiamo a presentare dei decreti ingiuntivi nei confronti di Enel, decreti che vengono puntualmente impugnati, poi sbloccati, poi si ritorna, insomma abbiamo fatto qualsiasi grado di giudizio, credo che ci manchi solo il giudice di pace, poi per il resto abbiamo visto qualsiasi, è una battuta che però fa comprendere anche qual è la disparità tra questi grossi player e le amministrazioni. Ecco, questa è una riflessione che poi pongo anche agli altri amministratori e a voi che fate anche un'attività di advocacy nei confronti dei vostri amministratori regionali. Se non c'è un lavoro coordinato all'interno delle conferenze Stato-Regioni, conferenza unificata, tra le amministrazioni locali, tra le regioni e in questo modo ci si pone dinanzi al decisore politico nazionale, bene, saremmo costretti a continuare a fare ciascuno la propria piccola battaglia senza essere in grado poi di essere incisivi davvero. Questo perché, anzitutto, vediamo il caso sardo. Noi abbiamo ex legge o per legge la possibilità di gestire, la norma non è mai stata impugnata, è in vigore, anzi è in vigore in virtù di una disposizione costituzionale, perché lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna ha valore costituzionale, essendo una legge costituzionale. Ma non si ha ancora quel know-how, quella capacità tecnica e anche quella, diciamo così, quello standing istituzionale, non per una colpa della Regione, ma per la grandezza anche di questi player dell'energia, il caso Enel, il caso Edison. In più, da questo punto di vista, c'è tanto da lavorare e la giunta della Presidente Todde, anche grazie all'assessore Antonio Piu, che è l'assessore ai lavori pubblici, e all'ingegnere Patteri, che è il direttore generale di ENAS, sta lavorando per un rafforzamento della capacità tecnica e del know-how dell'ente, ai fini di garantire di poter entrare quanto prima nella gestione. Perché però questa gestione è importante? Dicevamo prima sul tema della sostenibilità e dell'equa condivisione. Faccio qualche altro esempio sul caso sardo per capire un po' qual è la situazione che noi viviamo. La Regione Sardegna, benché è una regione ricca di risorse idriche, è anche una regione che dall'altro punto di vista sconta un forte problema siccitoso, dovuto a un problema anzitutto di inefficienza del sistema di trasporto idrico. Siamo tra le regioni, penso che la Corte dei Conti si sia espressa, la sezione di controllo per gli affari europei si sia espressa qualche mese fa, siamo tra le regioni peggiori per efficienza delle condotte idriche, abbiamo paesi che arrivano a comuni che arrivano a una perdita di circa il 70% della risorsa idrica, quindi
un primo grande lavoro si sta facendo in questo senso, ma oltre il danno direi la beffa. Perché? Perché durante il periodo siccitoso chiaramente c'era la necessità di utilizzare la risorsa idrica per altre finalità, finalità irrigue, finalità potabili. C'erano comuni che avevano l'acqua soltanto 2 ore al giorno, siamo nel 2025, parliamo di PNRR, di transizione digitale, di sviluppo dell'AI. In Italia, G7, Sardegna, avevamo dei comuni con 2 ore di acqua al giorno. Questo è per farci capire un attimo anche dove atterriamo concretamente. Dall'altro lato cosa avevamo? Avevamo dei grossi bacini, dei grossi invasi utilizzati per finalità idroelettriche ai quali, nonostante non avessero diritto alla concessione in quanto OPE legge scaduta, dovevamo chiedere gentilmente di fornirci un po' di acqua. Dovevamo pagare il mancato guadagno di questi soggetti. E fin qui già è folle, consentitemi di dirlo sotto un profilo non politico ma di valutazione delle politiche pubbliche, perché se io devo contemperare degli interessi io non posso mettere sullo stesso piano la produttività di un'impresa che tra l'altro non penso che vada in fallimento se qualche giorno smette di produrre, e la necessità di garantire acqua potabile. Cioè, insomma, cerchiamo un attimo di tornare nella realtà da questo punto di vista. Ma inoltre altra cosa che è divertente se si vede dall'esterno, ma internamente è anche abbastanza snervante, passatemi il termine, è quella per cui queste grandi imprese, avendo delle concessioni che risalgono a diciamo così, a un ordinamento normativo vecchio, quindi non più adeguato, non più adatto al contesto sociale e economico che viviamo, queste imprese pagano l'acqua sulla base dell'utilizzo, cioè non versano rispetto ai canoni quello che è il valore economico della risorsa idrica, ma versano l'equivalente monetario dell'acqua utilizzata, cioè di quanta acqua viene in meno. Ora ci sono degli esperti che conoscono la materia più di me. Col sistema di pompaggio io non ho una perdita di acqua e eventualmente ho delle attività di evaporazione, ma a fronte di un guadagno derivante da una produzione stabile, per carità, giustissimo che ci siano queste imprese, giustissimo anche che ci sia un investimento di idroelettrico, ma io non posso avere delle concessioni che sono completamente scollegate dalla realtà. Ecco, su questo punto, infatti, vorrei chiudere e poi non voglio dilungarmi eccessivamente. C'è la necessità di ripensare l'intero sistema normativo anche nazionale, perché è sì vero che la Regione Sardegna ha competenza esclusiva sui diritti demaniali del demanio idrico, quindi sulle acque superficiali. È altrettanto vero però che la competenza in materia autorizzatoria alla realizzazione degli impianti è sempre di competenza statale. Da ultimo il decreto semplificazioni Casellati, il 190 del 24, è intervenuto in materia anche con una semplificazione a mio avviso non proprio coerente con i tempi che viviamo. Quindi è necessario anzitutto ripensare il sistema dell'idroelettrico come promuovere delle procedure competitive e quanto minimo si possa fare. Non mi soffermo sul perché, sul come, sul quando, l'ha fatto benissimo l'ingegner Pinamonti. Rafforzare il ruolo delle comunità e delle autorità regionali nella valutazione e nell'assegnazione delle concessioni. Questo è fondamentale per quel discorso che veniva fatto prima anche di percezione dell'utilità. Cioè se noi non rilasciamo delle ricadute positive sui territori, i territori non accetteranno mai quella che è l'impatto ambientale da un certo punto di vista. Dall'altro punto di vista è anche un tema, perdonatemi, di redistribuzione della ricchezza. C'è un secondo anche di rivedere quello che è il meccanismo e il rapporto tra la produzione energetica, benissimo, giustissima e viva, e il fatto che un territorio abbia sacrificato intere aree che erano deputate allo svolgimento di attività economiche che erano insediate precedentemente. Bisogna soprattutto un altro aspetto, che forse questo è un po' più di nicchia, ma secondo me è fondamentale. C'è una difficoltà normativa per noi operatori del diritto pratico, cioè di chi poi deve porre a terra delle politiche pubbliche mediante la scrittura normativa. C'è una complessità, una stratificazione di normative tra il diritto dell'Unione Europea, la legislazione nazionale, le legislazioni regionali, la costante presenza di una legislazione di reazione, di resistenza, perché se il decreto Bersani non avesse dovuto scontrare poi successivamente
tutta la legislazione di resistenza, oggi non staremo facendo questo convegno. Cioè la verità è anche che nelle scelte di lungo e lunghissimo periodo, quali ad esempio quelle fatte nel 99, si deve prendere una direzione e benché ci sia un cambio di colore politico successivamente, anche giustamente, non possiamo ogni volta tornare indietro, cioè sotto questo punto di vista le politiche energetiche non possono essere appannaggio del momento, se noi non iniziamo a fare una programmazione di lunghissimo periodo, tracciamo una traiettoria, questa traiettoria la seguiamo, questo è l'effetto, cioè noi abbiamo open legis delle concessioni che sono scadute con i concessionari che sono rimasti dentro. Poi il diritto, se non si cala anche nella realtà e se non si prende coscienza di quello che c'è, rischia veramente di diventare una fictio iuris, e così è stato. Concludo, la Sardegna da questo punto di vista sta lavorando per cercare di cambiare la governance in materia di idroelettrico, di rafforzarla, anche mediante un rafforzamento strutturale e organizzativo dell'ente acque della Sardegna, dell'ENAS. Ecco, da questo punto di vista un altro aspetto che va considerato sarà quello di iniziare a comprendere che se noi vogliamo che il soggetto pubblico abbia un ruolo centrale nelle politiche energetiche, bisogna rivedere i meccanismi di accesso alla PA, bisogna rivedere i meccanismi con cui la PA va a prendere il know-how, perché noi abbiamo delle difficoltà nell'individuazione del know-how, della sedimentazione del know-how e anche della strutturazione nel lungo periodo di una classe dirigente che sia in grado di affrontare il tema, che ci rende deboli di fronte ai grandi player. In realtà, quello che è successo anche per le misure di compensazione, magari poi gli amministratori locali come i sindaci e assessori lo sanno ancora meglio, se noi lasciamo i comuni e le piccole realtà regionali e locali da sole davanti a questi player, non gli diamo la possibilità di strutturare un know-how, è sempre Davide contro Golia senza la fionda. Ecco, questo deve essere un aspetto che va rivisto. Grazie. Dottore Ferrelli, grazie per aver reso molto semplici questioni così drammatiche, e io sono davvero preoccupato da un lato perché se una regione con poteri così eccezionali come una regione a statuto speciale qual è la Sardegna è in una condizione di tale difficoltà, mi domando se mai avesse seguito il progetto scellerato di autonomia differenziata, le regioni e gli enti locali lasciati singolarmente a tu per tu con questi grandi player, che capacità avranno di opporre resistenza agli appetiti infiniti di guadagni e di utili da parte di questi soggetti. Allora, questo chiama in causa un amministratore, e così completiamo, diciamo, oggi un po' il quadro e la panoramica del settore. Thomas De Luca è assessore all'ambiente e all'energia della Regione Umbria. E voi avete anche ragionato in termini di costituire un soggetto, in termini di rendervi più autonomi rispetto a questo gioco che tende alla fine dei conti a massacrare l'utilizzatore finale, no? Il cittadino. E com'è andata? Che situazioni avete trovato? Quanto è stato felice il comparto di vedere un esperimento del genere? Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per questa occasione e per questo invito. Devo dire che è stato veramente una sorpresa vedere che non siamo soli, quindi è una cosa molto importante e credo che riuscire a fare rete, in particolar modo fra regioni che hanno la stessa visione politica, sia fondamentale per poter anche costituire quella massa critica anche a livello, ecco, credo quantomeno di visione nel nostro Paese. Noi indubbiamente siamo una piccola regione che ha 800.000 abitanti, ma estremamente, vorrei dire, credo anche con un significato simbolico per quanto riguarda anche il tema delle risorse e dei beni comuni, la regione di San Francesco. E noi abbiamo un sistema idroelettrico che nei fatti regge l'intera produzione di energia regionale. La produzione da energia idroelettrica costituisce circa un quarto dell'intera produzione energetica. Quindi siamo a circa 300 megawatt di potenza nominale, non ovviamente rispetto ai
livelli delle regioni del nord sicuramente non saremo, ecco, fra i primi in Italia, ma sicuramente una realtà decisamente importante nell'ambito del centro Italia. Parliamo delle forse più antiche, adesso non so qual è chi primeggia su questo, ma fra le più antiche centrali idroelettriche in Italia, in quanto sono nate in maniera contestuale rispetto a quella che è stata la realizzazione del polo siderurgico di Terni, che nasce nel 1884 quindi nell'immediata diciamo nel periodo immediatamente successivo nascono le nostre centrali idroelettriche dell'area del cosiddetta Asta Neravelino. Che cosa è successo? Diciamo, noi abbiamo costituito questa formazione politica, il Patto Avanti, abbiamo vinto le elezioni regionali, io sono da circa 5 mesi, 6 mesi ormai, assessore all'energia e siamo stati talmente tanto sensibilizzati dal governo rispetto a quella che era la narrazione in merito alla necessità di mantenere il controllo pubblico nazionale sulle nostre risorse energetiche, che abbiamo deciso di intraprendere fra i primi atti del nostro governo regionale la strada della costituzione di una società misto pubblico-privata per la gestione dell'idroelettrico. Ovviamente ci troviamo all'interno di quella che è la linea prevista dal decreto 79 del 99 e ovviamente, e questo lo voglio dire, lo voglio sottolineare rispetto a quello che è stato il lavoro fatto nel governo Conte 1, che è stato ovviamente determinante nel aprire queste nuove possibilità. È chiaro che il quadro che ci siamo trovati di fronte è stato veramente quello di andare a perseguire quella che nei fatti è l'unica strada per mantenere realmente il controllo pubblico sulle risorse diciamo idroelettriche. Quindi anche rispetto a quello che diceva prima, se non sbaglio, il dottor Pinamonti, credo anche in merito a quella che è stato diciamo anche la comparazione, ovviamente gli scenari illustrati rispetto alla convenienza o meno di procedere verso la strada della concorrenza, è chiaro che all'interno di questo quadro la presenza delle regioni all'interno della compagine societaria è nei fatti l'unica garanzia per poter realmente garantire che le centrali rimangano all'interno del controllo pubblico. Questo credo che sia indiscutibile. Quindi dal nostro punto di vista questa necessità è stata estremamente e intimamente legata proprio a quello che è stato il ragionamento che veniva fatto poc'anzi, ecco, anche dal dottor Ferelli, ovvero in primo luogo il tema di qual è la visione entro cui ci muoviamo. Il nostro punto di vista, vorrei dire anche rispetto, essendo ecco, un assessore del Movimento 5 Stelle, una delle nostre 5 Stelle è l'economia ecosociale di mercato, l'idea che il paradigma attraverso cui dovessero essere gestite queste risorse pubbliche dovesse essere quello di un profitto coniugato ovviamente anche con quella che è una gestione sostenibile ambientalmente e socialmente di quello che è nei fatti un bene comune non delocalizzabile. Partendo da questo punto di vista è chiaro che il quadro verso cui noi ci troviamo di fronte è quello di dover decidere se questa ricchezza deve essere esclusivamente appannaggio di soggetti ovviamente che fanno profitto o se questa ricchezza debba essere ridistribuita anche nei confronti delle comunità locali e mi permetto di dire anche delle delle famiglie ma anche delle imprese che sussistono all'interno dei territori. Noi
proprio forse anche in virtù di quella che era la genesi con cui sono nate le nostre centrali idroelettriche, abbiamo naturalmente pensato al fatto che queste grandi derivazioni costituiscono per noi un fattore localizzativo anche degli investimenti sul territorio da parte di quelle che sono le grandi industrie energivore. In primo luogo perché è chiaro che in comparti come quelli della siderurgia l'approvvigionamento da energia al 100% rinnovabile costituisce un fattore di assoluta rilevanza anche in quello che è ovviamente il tema delle cosiddette industrie hard to abate, quindi della riduzione e la decarbonizzazione dell'approvvigionamento d'energia, ma dall'altra parte ovviamente costituisce anche un problema per una regione come la nostra che intende andare speditamente verso una totale transizione energetica e quindi il raggiungimento dell'autonomia energetica al 2050. Partendo da questo presupposto, ovviamente noi abbiamo voluto quindi perseguire questa strada e abbiamo costituito un tavolo tecnico per andare a definire i profili per la realizzazione e la costituzione di questa società. Io lo voglio dire, ho trovato nelle parole che ho sentito prima realmente lo specchio anche della nostra situazione, ovvero è per certi versi inspiegabile, e mi permetto di dire anche facendo un richiamo come questa dialettica anche giudiziaria si trovi sempre a vedere un lancio della palla in tribuna, no? Quindi noi abbiamo, ecco, proprio per dire che questo percorso non nasce oggi, abbiamo fatto nel 2023 dall'opposizione contribuito in maniera determinante alla realizzazione di una legge proprio sulle grandi derivazioni idroelettriche che ha declinato a livello regionale proprio il quadro normativo previsto dal 135 del 2018, ma è chiaro che come nei fatti la istituzione di un canone variabile, la monetizzazione la cessione di una quota gratuita di energia che poi la vecchia giunta decise di monetizzare, sono rimasti tutti bloccati e impugnati all'interno dei tribunali. Quindi noi abbiamo in questo momento, mi è stato detto che ovviamente non è una questione personale, ma su questo abbiamo circa 15 milioni di euro l'anno di canoni bloccati, come potete ben immaginare per i nostri bilanci sono qualcosa di estremamente rilevante e che quindi non vengono pagati, nonostante noi abbiamo avuto già una vittoria su questo fronte, quindi con il precedente concessionario del polo idroelettrico di Terni c'è stata una lunga controversia legata al fatto proprio che l'aumento dei canoni veniva fatto non come legge regionale ma con una delibera di giunta. Abbiamo vinto anche quello, quindi quelle risorse che all'epoca venivano accantonate sono state completamente liberate. Oggi ci ritroviamo di fronte a questo impasse che però stiamo indubbiamente cercando di superare, perché proprio visto che da una parte c'è questa volontà ovviamente legittima di farla valere quelle che sono le proprie ragioni anche ad oltranza, da parte della governance pubblica deve esserci la stessa determinazione, la stessa forza e la stessa volontà politica nel far rispettare quelle che sono le ragioni dei nostri territori e quindi andare avanti in maniera spedita. Quello che a mio modo di vedere risulta inspiegabile è spesso come ci sia realmente la paura di agire, e questo ho potuto riscontrare, di fronte a queste situazioni, più che la paura ad esempio di avere delle conseguenze rispetto, lo abbiamo visto prima, anche in termini, voglio dire, erariali, il mancato espletamento delle gare nei fatti causa un danno economico alle nostre regioni. Quindi com'è possibile che oggi
questa cosa costituisca ancora un tabù. È veramente, vorrei dire, ecco, insostenibile. Quindi dal nostro punto di vista c'è l'assoluta volontà di trasformare la Regione Umbria, ecco, seguendo anche, devo dire, la strada percorsa ovviamente dalla Regione Sardegna, seppur in maniera diversa, di andare avanti ovviamente nel trasformare la nostra regione in quello che sarà un laboratorio di un nuovo ingresso diciamo delle regioni nella gestione di queste risorse pubbliche. Beh, ecco, da parte nostra non c'è nessun, voglio dire, dialettica pregiudiziale nei confronti dei player nazionali o diciamo o dei concessionari che in questo momento gestiscono le nostre grandi derivazioni e che invece possono essere dei soggetti assolutamente importanti per poter partecipare anche, diciamo, a quelle che saranno ad esempio la gara per l'individuazione del socio privato imprenditore, quindi una gara a doppio oggetto e quindi partecipare direttamente alla compagine societaria. Noi abbiamo l'intenzione di valutare anche la possibilità di aprire la compagine societaria anche a ovviamente le imprese energivore del territorio, proprio per permettere anche gli investimenti e sbloccare quel tipo di ovviamente anche ostacolo che c'è nel territorio. E concludo dicendo che proprio rimarcando la nostra volontà di procedere speditamente verso la transizione energetica, anche all'interno di quella che è la legge delle cosiddette aree idonee, che in questo momento ha trovato un inciampo ma su cui noi andremo estremamente spediti lo stesso, abbiamo previsto un articolo dedicato al sostegno e all'implementazione dei sistemi di accumulo. Questo perché riteniamo che l'implementazione dei sistemi di accumulo sia, anche alla luce di quelle che sono le esperienze che abbiamo visto, voglio dire, nelle problematiche di rete, ad esempio anche nel blackout della penisola iberica, la necessità di dover investire in questo momento sulle reti e sui sistemi di accumulo. Quindi che cosa abbiamo inserito? Abbiamo inserito di fronte alla ormai censita presenza di numerosissimi bacini invasi abbandonati ormai da decenni se non secoli per stoccare acqua e che nei fatti erano diciamo ormai trovano una difficoltà sostanziale per essere recuperati. In primo luogo li abbiamo definiti come aree idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici galleggianti. In seconda istanza li abbiamo definiti come aree idonee per la realizzazione di impianti idroelettrici da pompaggio, quindi poter collegare ovviamente la produzione di energia rinnovabile che noi abbiamo voluto liberare in particolar modo ecco, nei territori in cui quindi c'è l'assoluta disponibilità di fonti di energia rinnovabile, quindi produrre fotovoltaico, produrre eolico per poter poi andare a utilizzare il surplus energetico per pompare acqua all'interno degli invasi e poi andare a riprodurre ovviamente con l'occasione anche di avere degli stock di acqua per numerosi utilizzi ma anche per poter quindi essere utilizzati come accumuli stagionali e andare a ovviamente poter conservare questa energia. Una questione estremamente importante perché vedete non solo ecco, la Sicilia o la Sardegna hanno problemi di approvvigionamento di risorse idriche, ma anche noi, come alcune regioni del nord, dovremo fare sempre di più i conti. Abbiamo un hotspot climatico fra i più rilevanti in Europa, oserei dire anche al mondo, che è il lago Trasimeno, che in questo momento ecco, ha un progressivo prosciugamento che da qui a 20 anni nel tendenziale rischia di farlo diventare una palude fangosa e che quindi stiamo cercando di coniugare anche come possibilità di andare a ricostituire
diciamo attraverso una rete dei bacini e di invasi artificiali, come quindi un approvvigionamento di risorse idriche per poterlo alimentare. È chiaro, ecco, in conclusione, che serve la volontà politica di essere ferrei nella tutela della risorsa pubblica e soprattutto di non svendere, perché tanto non c'è, credo, altro termine, scusate, ma rispetto a quella che è un qualcosa, ribadisco, non delocalizzabile, non altri che nel totale controllo pubblico, e invece garantire che questo venga messo a servizio delle nostre comunità, quindi come fattore moltiplicatore dello sviluppo dei nostri territori. Grazie. Grazie Assessore, il quadro è molto chiaro, qui c'è una grande speculazione economica, c'è un grande problema dal punto di vista del permitting, dal punto di vista della burocrazia, forse i tempi sono maturi, visto che l'energia è un tema di sicurezza nazionale, i tempi sono maturi per un testo unico del settore energetico, perché in questa Babele chi ha più forza economica, di avvocati nei tribunali, fa quello che vuole. Ecco, un Far West. Dovremmo provare ad avere anche coraggio a porre una questione di questo tipo. In questo momento c'è in ballo l'assicurarsi rispetto al settore idroelettrico di una gallina dalle uova d'oro, non per i prossimi 5, 10, 15, ma addirittura si parla di 50 anni, un regalo che, considerando il costo della bolletta elettrica, è inaccettabile da consentire e da far fare dalla politica nazionale, da quella regionale, da quella locale, ai soliti soggetti, perché poi ci sono esperienze di gruppi di piccoli concessionari che in modo, come dire, sostenibile, in modo equo, riversano sui territori i loro margini, e ci sono player che con azionisti che stanno magari a Wall Street piuttosto che alla borsa di Hong Kong se ne fregano di tutto, devono massimizzare gli utili e quindi del territorio, dell'ascolto del territorio, di fare, come dire, investimenti, altro, non ci pensano proprio. Sono le 12.06, siamo un po' nei termini che ci eravamo dati. Se c'è qualche domanda, qualche suggestione, qualcosa che vogliamo condividere, se no io andrei poi a chiudere. Prego Ezio. Scusatemi, intervengo estemporaneamente. Allora, intanto mi scuso, era previsto un intervento da parte di un altro interlocutore che era il BIM, ma in questo momento, appunto, dati i tempi, non riusciamo a fare quello che avevamo previsto, non solo nel senso che appunto non riusciamo a far intervenire il BIM, ma siamo anche estremamente corti sulla possibilità di fare un dibattito che invece era quello che volevamo fare, come dire, per distinguerci da quanto fatto non solo da altre forze politiche, ma anche proprio dagli operatori nei loro convegni al Senato. Noi qua abbiamo peraltro presentato il rovescio della medaglia. Per quanto riguarda il coordinamento di cui faccio parte, quindi siamo estremamente grati, riteniamo di aver raggiunto il nostro obiettivo di mettere insieme gli interlocutori e gli argomenti fondamentali, e quindi ringraziamo tutti. Poi se ci sono domande siamo a disposizione. Qualche coraggioso? Qualcuno che vuole dire qualcosa? Se no andiamo a chiudere. Il tempo. Prego, si avvicini, ci dica il nome. Buongiorno. Prego, ingegnere. Io sono presidente di Federbim, non so se tutti quelli presenti conoscono i BIM, anche se in realtà, siccome naturalmente fin dal 1953 con la 959 i territori sono stati beneficiati
allora i nostri naturalmente avi erano molto preparati sull'argomento e avevano già capito all'epoca che chi viene in un territorio per sfruttare è logico naturalmente che deve anche dare, e quindi si tratta soltanto di vedere il tipo di compensazione. Tornando naturalmente sull'argomento, è chiaro che c'è un dibattito aperto, nel senso naturalmente non c'è dubbio che attraverso le concessioni è un'occasione unica che può capitare ai territori per la gestione di un loro bene, che questo bene poi venga sviluppato direttamente attraverso società dove la partecipazione è pubblica, oppure ci sia anche la partecipazione privata. Non è che noi siamo i contrari ai privati, come naturalmente lo si vuole magari naturalmente dire. Per noi va benissimo. L'importante è che sul tavolo della trattativa ci siano le comunità locali. Questo è l'elemento fondamentale che noi naturalmente dobbiamo sostenere. È altrettanto importante però che noi, in rappresentanza delle comunità locali, abbiamo naturalmente una visione concreta, precisa di che cosa vogliamo. Va bene? Non possiamo delegare ad altri quello naturalmente che noi conosciamo in realtà. Quindi la conoscenza del territorio è una delle prime cose naturalmente che dobbiamo fare, e quindi la conoscenza la si fa naturalmente dando quello che ognuno ha imparato, e naturalmente la si suggerisce anche agli amministratori, perché anche loro rappresentano una comunità e devono essere i primi che fanno squadra per difendere naturalmente questa posizione. Quindi è interessantissimo. Noi abbiamo visto naturalmente, c'è l'assessore nuovo Umbro, il quale naturalmente da subito io condividevo fin dall'inizio questa idea, no? Nella quale ci fosse la Regione che ha naturalmente una possibilità di essere al titolo per poter naturalmente esercitare questo tipo di diritto, che in questa società i comuni in rappresentanza del territorio che mettono a disposizione siano presenti, e poi se ci sono dei bravi operatori che sanno gestire meglio naturalmente del pubblico e l'attività naturalmente dell'idroelettrico, ben venga, noi naturalmente ne siamo consci. Io poi provengo da una regione, vi dico che forse sono anche stato fortunato, nel senso che fin dal 2010 questa regione, per una norma statutaria, perché il Trentino Alto Adige gestisce naturalmente i canoni aggiuntivi. Noi non abbiamo nessun contenzioso con col nostro concessionario. Noi dal 2010 gestiamo naturalmente anche l'energia gratuita, anzi è una norma addirittura statutaria del 1972, quindi dal 1972 gestiamo naturalmente l'energia gratuita, capito? Quindi una certa esperienza di come naturalmente si possono fare in maniera concreta naturalmente l'abbiamo. Poi guarda caso la società che gestisce l'energia nel Trentino è una società a prevalenza pubblica, dove addirittura i territori attraverso i BIM hanno potuto comprarsi una loro quota, non è che l'abbiano regalata, però naturalmente hanno potuto partecipare e siedono tuttora nel consiglio di amministrazione della società. Credo naturalmente che non è il massimo, però è un esempio che le cose si possono fare in maniera concreta senza avere delle grosse naturalmente discussioni, ma se vogliamo possiamo anche realizzarle. Grazie. Grazie ingegnere anche per averci portato un esempio virtuoso in un contesto che è purtroppo in larghissima parte invece di tipo non così positivo. Allora noi quando parliamo di energia parliamo di tante cose, oggi abbiamo focalizzato l'attenzione sull'idroelettrico, sapete il nostro punto di vista, non si torna indietro rispetto alle politiche green che sono state abbracciate, sarebbe follia, siamo come in mezzo a un guado, se tornare indietro al fossile è impossibile, qualcuno lo vorrebbe, c'è anche chi nega addirittura i cambiamenti climatici, no? Andare troppo velocemente in un contesto problematico come quello attuale per l'economia è ovviamente altrettanto complesso. Come Movimento 5 Stelle stiamo sostenendo a livello nazionale e a livello europeo la neutralità tecnologica, stiamo sostenendo la ricerca, stiamo sostenendo però la necessità che gli investimenti fatti
penso per esempio sul solare, grandi investimenti anche europei in Italia, stabilimenti come lo stabilimento Frizan di Catania, dove sono state messe tante risorse. Oggi sembra che l'investitore Enel abbia qualche ripensamento rispetto alla sostenibilità stessa dell'impianto. E quindi, come dire, corriamo il rischio di interrompere le cose buone fatte e di non abbracciare quello sviluppo, quella crescita che invece altri paesi stanno continuando a fare. Penso alla corsa che ha fatto in 30 anni la Cina, che è venuta in Italia, ha copiato gratis, si è presa le tecnologie, in Lombardia, Magneti Marelli, hanno visto come si fanno le batterie, poi con un'economia dirigista hanno comprato le terre rare, hanno, come dire, avviato il loro sistema industriale, oggi sono leader mondiali. Vogliamo fare in Europa lo stesso, cominciare, come dire, a attrezzarci seriamente, o vogliamo, come dire, tornare al petrolio, al gas come a qualcuno piacerebbe, o semplicemente piangerci addosso? Questa è la partita in atto. Sull'idroelettrico c'è una grande opportunità, che è questa del rinnovo delle concessioni. Credo che sia un gravissimo errore non coglierla. Se non ci sono altre suggestioni, altri interventi, io ringrazio tutti, in particolare la senatrice Sabrina Licheri, che è stata promotrice di questo momento di confronto. Mi auguro che i grandi gruppi, da Eni, Enel, alle grandi multi-utility, A2A, Acea, chi più ne metta, voglia, come dire, ascoltare e riascoltare le cose che sono state dette oggi, e che ci sia un confronto sano a livello politico, nazionale prima che altro, ma anche sui piani locali e regionali, perché da questa situazione se ne esca con un vantaggio essenzialmente per il fruitore finale, che è il cittadino. Per noi il Movimento 5 Stelle il primo fruitore di tutto questo deve essere il cittadino. Grazie per essere stati qui, buon lavoro, arrivederci.